Bentrovati in una nuova mattinata insieme con Sveglia Trieste, come sempre la rassegna stampa, gli ospiti, le vostre chiamate da casa e i collegamenti con la polizia locale. Andiamo subito a vedere la prima pagina del quotidiano Il Piccolo, subito sotto la testata: cresce il lavoro in regione, il traino è femminile. Poi Zoppas, l'export tiene, è una sorpresa positiva. Treni Trieste-Udine si paga sul binario, l'abbiamo detto ieri sera nel nostro telegiornale, la conferenza stampa dell'assessore regionale Amirante, completato un piano da 400 milioni, ci saranno 14 regionali a 2 piani, 11 ibridi, spazio per le biciclette, carta di credito appoggiata all'obliteratrice prima di salire alla discesa. È completamente rinnovata la flotta di treni regionali che serve la linea Trieste-Venezia via Portogruaro con treni di ultima generazione. Arriva da oggi solo sulla tratta Trieste-Udine un nuovo modo di viaggiare senza il biglietto digitale o cartaceo. Si può pagare semplicemente avvicinando la carta di credito all'obliteratrice prima di salire e una volta scesi dal treno. Le novità appunto in una conferenza stampa. A Cabinovia stalli in aula, nuova seduta martedì, ma si potrebbe andare veramente molto a lungo. E poi l'editoriale di Luca Baldeschi che parla del ruolo di un giornale libero, parlando del sondaggio legato alla cabinovia. Medio Oriente in fiamme, Israele colpisce in Iran le centrali nucleari, Teheran contrattacca e pioggia di missili. L'aeronautica israeliana ha preso il controllo dei cieli iraniani colpendo siti militari e nucleari, decapitandone i vertici e uccidendo 78 civili. Il regime dell'Ayatollah ha risposto con almeno 150 missili balistici, esplosioni, incendi e feriti lievi a Tel Aviv e a Gerusalemme. L'articolato comando militare iraniano è stato letteralmente decimato. Meloni tratta e chiama Trump e Netanyahu, la mossa era attesa ma non si immaginava così imminente, la priorità è evitare un'escalation. In una giornata di contatti febbrili tra le cancellerie, Giorgia Meloni sente diversi partner a partire da Trump, unico ad essere stato avvertito da Israele dell'attacco. La speranza negli occhi dei bambini: se non fossero arrivati da noi questi bambini sarebbero morti, parole dette da uno dei partecipanti all'incontro tenutosi al Burlo fra chi assiste bambini giunti anche dalle zone di guerra, l'assessore regionale Riccardi. Poi la prima, il grande spettacolo del Cirque du Soleil, accompagnato dal red carpet ieri sera di Tele4 con il nostro Umberto Bosazzi a seguire l'arrivo del pubblico al Grand Chapiteau, il tendone allestito al SIOS. Triestina è fatta, si riparte dalla C, la Covisoc dà l'ok, bisognerà però vedere come, perché i primi segnali che si sono avuti non sono per nulla incoraggianti. Entriamo tra le prime pagine del giornale, la politica internazionale, purtroppo ancora i venti, più che i venti, la guerra. E guerra in Iran, Israele colpisce impianti nucleari e siti militari. E guerra tra Israele e Iran, alle 3 di notte di venerdì l'aeronautica israeliana ha preso il controllo dei cieli iraniani colpendo siti militari e nucleari, come detto decapitandone i vertici e uccidendo 78 civili. Dopo una giornata di minacce in serata il regime dell'Ayatollah ha risposto con il lancio di 150 missili balistici, alcuni dei quali hanno bucato la proverbiale difesa aerea israeliana. Esplosioni, incendi e feriti lievi si sono registrati a Tel Aviv mentre risuonavano le sirene con la popolazione chiusa nei rifugi. Teheran ha rivendicato di aver abbattuto 2 jet israeliani, di aver catturato una pilota donna, notizia smentita poi da Israele. Bombardati ininterrottamente oltre 200 obiettivi, anche lancia missili. Insomma, una situazione quanto mai complessa, incandescente, difficile. Teheran, tra boati e sirene, decine di morti tra i civili, oltre 300 feriti in 12 province nella capitale iraniana. C'è rabbia, ma serpeggia anche la speranza di un possibile cambio di regime. Represso il dissenso intanto sui social, l'attivista Ronaghi: il governo ha imposto la guerra con politiche cieche. Dal falco dei Pasdaran al capo dell'esercito, l'attacco ai comandanti, insomma, quelli che sono i vertici dell'apparato militare iraniano, in gran parte crollati a seguito di questa offensiva.
Gli Stati Uniti avvisano l'Iran, facciano un accordo o sarà troppo tardi. Il Presidente degli Stati Uniti era informato, ha convocato il Consiglio di sicurezza. Attacco eccellente del Donald, minimizza i timori di un conflitto regionale. L'Iran faccia un accordo prima che sia troppo tardi. Dopo l'attacco di Israele contro il programma nucleare iraniano, Donald Trump lancia un nuovo monito a Teheran e con una girandola di interviste cerca di riprendere almeno mediaticamente il controllo di una situazione che sembra essergli sfuggita di mano. Minando la sua immagine di pacemaker e dealmaker in chief, con il rischio di un'impennata del prezzo del petrolio, di una catastrofica guerra regionale, una spaccatura con la base del suo movimento MAGA, contraria a ogni coinvolgimento americano nei conflitti globali in nome dell'America First. Preoccupazione di Giorgia Meloni al lavoro per una de-escalation, garantire al meglio la sicurezza dei cittadini e dei militari italiani nella regione. Intanto la sicurezza viene rafforzata in Italia, davanti ai vari luoghi simbolo della rappresentanza di Israele. La mossa era attesa ma non si immaginava così imminente. Ora la priorità è evitare un'escalation che incendi ancora di più il Medio Oriente in una giornata di contatti febbrili tra cancellerie. Giorgia Meloni sente diversi partner a partire da Donald Trump, unico tra i leader occidentali a essere stato avvertito da Israele dell'attacco contro l'Iran, e riunisce il governo e i servizi per fare un punto della situazione dopo l'offensiva israeliana. La Premier ne parla con i ministri, ne parla con Ursula von der Leyen e Friedrich Merz con l'obiettivo di coordinare la risposta internazionale alla crisi. L'Europa chiede moderazione e Putin si offre come mediatore. Una girandola concitata di telefonate tra le cancellerie per trovare una posizione comune. La Cina condanna la violazione della sovranità iraniana ma non va oltre. Evitare l'escalation è questo il minimo comune denominatore che si evince analizzando le dichiarazioni della Troika europea, i presidenti di Consiglio e Commissione e insomma i presidenti dei paesi cruciali in Europa a partire da Francia e Germania. Mercati pesanti da Tokyo a New York, bruciati miliardi, volano gas e petrolio, una situazione che chiaramente crea grande apprensione anche a livello economico globale. L'obiettivo di Netanyahu è rovesciare il regime in Iran. L'attacco all'Iran, scrive Renzo Guolo, segna un deciso salto di scala nel conflitto medio orientale. Nel mirino di Israele finiscono non solo i nucleari e gli scienziati iraniani, ma anche la catena di comando della Repubblica Islamica. Tra le vittime delle eliminazioni mirate preparate dal Mossad ci sono il capo dei Pasdaran Salami, il capo del Stato Maggiore, il consigliere politico insomma, dei vertici del regime. Insomma, questo sarebbe appunto l'obiettivo finale di Israele. Paura e speranza negli occhi dei bambini al Burlo, ogni anno decine di piccoli anche da zone di guerra, da Gaza all'Ucraina, con traumi e patologie. Medici, staff, sanitari e associazioni si prendono cura di loro e dei familiari anche per farli sentire a casa. Varie realtà in campo per trovare alloggi, aiutare a comunicare chi non conosce la lingua italiana e donare normalità. In visita l'esponente della giunta regionale, un istituto con competenze di grande valore, un sistema che aiuta, abbiamo detto, se non fossero arrivati qui molti di questi bambini purtroppo sarebbero morti. Andiamo ancora avanti. Sarajevo salta l'incontro dei rabbini europei, la città che fu assediata oggi è dalla parte di Gaza. Il corridoio IMEC, grandi potenzialità e incognite globali. Andiamo a sentire le parole del presidente del porto Antonio Gurrieri sia sulla flessione del mercato container sia per quanto riguarda invece anche la questione del corridoio delle Indie orientali. Sentiamo il servizio di ieri. Non ci sarà, non vi preoccupate che non ci sarà questo calo netto così come nel mese di maggio, facendo riferimento a tutto l'anno naturalmente.
Sgombra il campo da preoccupazioni il neocommissario del porto sul calo dei traffici del 45% del terminal contenitori nel mese di maggio a seguito della rottura dell'alleanza oceanica fra le compagnie Maersk e MSC. Se è vero che i danesi hanno fatto rotta altrove anche a Capodistria e Fiume, è altrettanto vero che chi resta e sfrutterà poi l'ampliamento del terminal è il primo operatore marittimo mondiale del settore. Non bisogna mai essere ottimisti. Quando io ho visto che a marzo avevamo fatto un exploit al molo settimo di contenitori non mi ero beato, perché sapevo che erano gli ultimi contenitori che faceva la Maersk al molo settimo. Come adesso a maggio che c'è un risultato opposto, non mi preoccupo più del tanto, perché intanto siamo ancora nella media da gennaio a maggio dell'anno scorso. E poi c'è anche una cosa da dire che è importante, che stiamo parlando del primo armatore al mondo MSC, e quindi siccome mi risulta, perché ho parlato anche con i vertici di MSC che stanno riprogrammando la loro layout a Trieste, e quindi io penso che al più tardi potremmo rinvertire questa tendenza rendendola positiva a cominciare da settembre. Quanto ai mercati del futuro, ha destato grande interesse per gli operatori del settore, non solo la tavola rotonda a Trieste, punto d'arrivo del corridoio delle Indie Orientali, organizzato dalla Cinzia Vitale Onlus nell'ambito del simposio internazionale Geo-Adriatico ospitato dalla regione, un mercato, quello indiano, per cui il porto di Trieste è già pronto. Per noi conta molto, naturalmente bisogna capire che questa cosa non è pronta subito, ma sarà pronta a medio termine, però ci dobbiamo far trovare già pronti prima ancora che iniziano la situazione operativa. C'è molto da fare, diplomazia e logistica in questo frattempo. Difatti lunedì c'è la prima riunione importante al Ministero degli Esteri, dove parteciperà l'autorità portuale, naturalmente nella mia persona, e dove io spiegherò perché Trieste è già pronta e non fra 10 anni. E questo significa che siamo in concorrenza diretta con Marsiglia in Francia e col Pireo in Grecia. Queste le parole dunque di Antonio Gurieri. Lo scorso anno gli interscambi tra Europa e India hanno superato i 120 miliardi di euro, poi ha spiegato come il porto appunto sia già pronto. Poi la politica di sapore nazionale, Lollobrigida apre al terzo mandato, pronti al confronto su base nazionale. Il capo delegazione di Fratelli d'Italia nel governo è possibilista, le regole elettorali devono essere uguali per tutta Italia. Forza Italia è disposta a discutere, ha riferito il governatore Fedriga nell'incontro di Sacile, norme allineate in tutto il paese, chiede Zaia, è necessario decidere in fretta, dice invece Salvini. Sentiamo le parole di Fedriga dal Veneto. Allora, adesso troviamo il servizio, ieri appunto ha parlato Massimiliano Fedriga in questo importante appuntamento in cui il tema del terzo mandato è ritornato centrale. Fedriga stoppa il generale Vannacci, posizione personale del Consiglio federale si è già espresso. La posizione che abbiamo espresso è sempre stata molto chiara, pensiamo che quando scelgono i cittadini è sempre un vantaggio per la democrazia e una comunità. È netta la posizione del presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga sulla possibilità del terzo mandato per i governatori di regione, un tema che inizialmente ha creato dissapori nella maggioranza di centrodestra al governo, per poi trovare punti di incontro, di dialogo o comunque l'apertura a un confronto, come conferma anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che assieme a Fedriga ha partecipato a un evento a Sacile. Diciamo che quando c'è una richiesta di discuterne da parte delle regioni, un dibattito aperto, noi siamo sempre pronti a parlarne. Chi ha sempre arricciato il naso sentendo parlare di terzo mandato è Forza Italia. Non penso che Forza Italia abbia espresso la sua posizione dicendosi però anche disposta a discutere, e questo secondo me è la via che una maggioranza deve tenere, seppur partendo da posizioni diverse, una sintesi penso si possa trovare. Chi invece nelle scorse ore si è espresso in maniera chiara è stato il neo vice segretario federale della Lega Roberto Vannacci, vera voce fuori dal coro per il popolo leghista, quando nel recente incontro a Belluno ha dichiarato che le leggi vanno rispettate e che non si possono cambiare le regole in corsa sotto elezioni, altrimenti il terzo mandato figurerebbe come legge ad personam. Prendiamo atto della posizione personale di Vannacci, il Consiglio federale della Lega si è espresso in modo molto chiaro a favore dell'introduzione del terzo mandato.
E questa è la posizione dunque del Presidente Fedriga, ribadita ancora una volta, dicendo appunto che il Consiglio federale si è espresso. Andiamo ancora avanti, cresce l'occupazione in regione, balzo dei servizi, crolla l'edilizia, tasso di disoccupazione al minimo storico, 4,1% del primo trimestre, ma aumentano anche gli inattivi. Poi le parole di preoccupazione circa la situazione della Tirso, SOS della CGIL, fase drammatica verso i licenziamenti. I lavoratori si sono ritrovati nella sede di via Pondares, sono scaduti i termini, nessuna alternativa a Roncadin. Martedì in programma l'ultimo vertice con l'azienda, ma l'esito purtroppo è già scritto. Ne abbiamo parlato, se non sbaglio, di Tirso ieri proprio con Marega, che guida il sindacato a Trieste. Andiamo anche a sentire le sue parole, perché ovviamente qui c'è un gruppo di lavoratori che veramente vede il loro futuro di fronte molto molto complesso. Pensiamo che vada aperta una discussione a Trieste su quale sia il futuro sviluppo di Trieste legato a questo comparto specifico, sapendo che vi è un rischio tangibile di sostituzione di imprese che sono a carattere industriali, in particolar modo con la sostituzione di imprese della logistica. Ecco, noi riteniamo che l'industria e la manifattura rimangano imprese importanti da mantenere sul territorio per il moltiplicatore di attività che esse sviluppano, e da questo punto di vista per garantire anche la possibilità alle giovani generazioni di rimanere e trovare occupazione adeguata da questo punto di vista. Situazione chiaramente quanto mai complicata, si spera in una nuova cordata intenzionata a rilevare l'azienda. Purtroppo la situazione è complicata dall'addio di Roncadin. Poi ieri c'è stato questo importante appuntamento in stazione in cui si è parlato della nuova flotta regionale di treni, ma soprattutto di questo nuovo pagamento con la carta di credito sulla linea Trieste-Udine. Cosa succede? Sulla linea Trieste-Udine sperimentalmente si appoggia la carta di credito all'oblitteratrice in andata, cioè si entra in stazione, si appoggia all'oblitteratrice, si sale sul treno e si va. Se arriva a Udine si riappoggia la carta di credito e cosa succede? Il sistema calcola automaticamente il prezzo del biglietto più conveniente su quella tratta in quell'orario. Sentiamo. Inaugurato in stazione a Trieste un ulteriore convoglio Trenitalia Rock e da domani sarà attivo il sistema di pagamento contactless sulla linea Trieste-Udine. Un sistema innovativo che si caratterizza per l'estrema facilità. Prima di salire sul treno si appoggia la propria carta di credito sull'apposito lettore contactless alle validatrici in stazione, il cosiddetto tap-in, e si ripete lo stesso gesto quando si arriva a destinazione, il cosiddetto tap-out. Il sistema calcolerà quindi la tariffa più favorevole al viaggiatore, che non avrà più la necessità di acquistare il biglietto in biglietteria. Quindi in questo modo si semplifica e si evita l'acquisto in anticipo del biglietto, e vale soprattutto per i turisti, ma vale anche per chi usa molto spesso il treno senza avere necessariamente un abbonamento. Con tutte queste innovazioni stanno rendendo in termini numerici sempre più presenze all'interno del TPL su rotaia regionale. La collaborazione con Trenitalia è molto stretta, l'investimento è di centinaia di milioni di euro tra PNRR, fondi nazionali, fondi regionali, per questo contratto che vede l'innovazione della rete, che è in corso, lo sappiamo, sulle reti ferroviarie regionali, sul materiale rotabile, sulle officine appunto che serviranno a poter manutentare questo materiale. Tutti i treni veloci regionali circolanti sulla linea Trieste-Venezia via Portogruaro sono effettuati con 7 convogli a doppio piano di ultima generazione, un'operazione di rinnovo prevista dal programma di investimenti da parte della Regione pari a circa 400 milioni di euro, finalizzato a migliorare l'offerta di servizi a favore dei pendolari. Come è stato evidenziato oggi, le consegne proseguiranno nel corso di quest'anno e nel 2026 per un totale di 11 treni ibridi monopiano e 14 a doppio piano. I treni con un piano singolo potranno trasportare fino a 12 biciclette, mentre quelli a doppio piano avranno 18 postazioni. Inoltre, per agevolare i numerosi croceristi che sbarcano a Trieste, sono state predisposte spaziose bagagliere per le valigie più voluminose.
Aggiunto un dato, ogni giorno le ferrovie in regione trasportano 30.000 passeggeri, un dato in lieve crescita rispetto all'anno scorso, più 1%. Rapita dalla mamma trovata dopo 12 anni, la madre indagata a Budapest, non le ha mai fatto fare un giorno di scuola, la ragazzina padovana affiancata alla nonna, una storia veramente triste. Zaia, Venezia accolga Bezos e lo faccia a braccia aperte, le parole del governatore del Veneto: vergognoso, inaccettabile protestare contro chi ci porta ricchezza andando alla regione, voglio che venga ospitato. L'Assemblea Rialto, bloccheremo tutto alla misericordia, gli attivisti, le vere date delle nozze sono altre. Insomma, una situazione abbastanza inquietante legata alla festa per il matrimonio in Laguna tra Jeff Bezos, terzo uomo più ricco del pianeta, e l'ex giornalista Lauren Sanchez, e ieri, dopo gli strali del sindaco Brugnaro e dell'assessore al turismo Venturini, è arrivata anche la reprimenda del presidente della regione Zaia per queste che sono le proteste degli attivisti. Raduno Triveneto a Conegliano, dalla regione 3.000 penne nere, domani la sfilata con il passaggio della Stecca a Gemona che ospiterà la mini adunata del 2026. Saranno oltre 3.000 le penne nere del Friuli Venezia Giulia che tra oggi e domani muoveranno in direzione di Conegliano, dove ieri è iniziata la 3 giorni del Raduno Triveneto degli alpini. Ricco il programma del raduno, le cui celebrazioni sono partite ieri sera venerdì. Oggi alle 10 l'alzabandiera della rinnovata gradinata degli alpini con la fanfara alpina di Conegliano alle 10 e 15, l'accoglienza del tandem per la solidarietà, alle 11 la visita delle autorità e la mostra sulla storia degli alpini. Turismo, tedeschi in calo, ma tornano gli italiani. Nei primi 5 mesi gli arrivi sono aumentati del 13% rispetto al 2024. In maggio le presenze da Berlino ridotte quasi del 5%. Il nodo è collegato ai prezzi. La stagione della verità, scrive Andrea Marsanic, per quanto riguarda la Croazia in particolare. Per il turismo croato non è iniziata nel migliore dei modi, dopo l'allarme suonato forse lo scorso anno a causa dell'aumento dei prezzi, che sono saliti del 50% negli ultimi 3 anni. C'è qualcosa che fa ben sperare, sono i vacanzieri italiani. Da anni retrocessi nelle varie classifiche relative ad arrivi e pernottamenti in Croazia, gli ospiti italiani sono tornati ad aumentare nei primi 5 mesi dell'anno. Va detto insomma che è un qualcosa che è sotto gli occhi di tutti, l'aumento dei prezzi in Istria e Dalmazia a tutti i livelli, e evidentemente, come dire, il turista internazionale ha imboccato rotte diverse. Ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per le ultime su traffico e viabilità con Fabrizio Morello, agente scelto. Buongiorno. Buongiorno, studio a tutti i telespettatori. Prego. Allora, abbiamo passato una nottata abbastanza movimentata, soprattutto per 2 incidenti con feriti, uno in via di Campomarzo, uno scontro tra un autoveicolo e una moto per una mancata precedenza, e un altro più impegnativo intorno all'1 di notte con il ribaltamento di un veicolo in strada di Fiume, all'altezza dell'intersezione con Brigata Casale. Per la giornata di oggi ricordo che arriverà la nave da crociera domani, quindi partono i divieti di sosta nell'area vicina alla stazione marittima, con gli sgomberi che saranno previsti già in tarda mattinata. A partire dal giorno 15 fino al 20 giugno, in un orario sia notturno che diurno, saranno svolti i lavori per il ripasso della segnaletica orizzontale nelle zone di Barcola, Strada del Friuli e Roiano. Lunedì 16, causa dei lavori della Cegas, ci sarà la chiusura della salita di Monte Valerio al numero 2, e inoltre continua la chiusura di Via del Bosco da Via di Vittoria fino a Via Bernin, sempre per dei lavori. Ricordo che domenica in Largo Granatieri si terrà il mercatino dell'antiquariato, quindi bisogna fare attenzione e ricordare di non lasciare il veicolo in sosta questa notte, se no verrà rimosso. Questo è tutto per la giornata di oggi. Grazie. Allora
Facciamo così, ci fermiamo un istante per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco con altre notizie, i servizi, le anticipazioni di quella che sarà la giornata di questo sabato di giugno. Ci rivediamo tra poco sempre qui a Sveglia Trieste. Quello che abbiamo... Pensiamo che vada aperta una discussione a Trieste su quale sia il futuro sviluppo di Trieste legato a questo comparto specifico, sapendo che vi è un rischio tangibile di sostituzione di imprese che sono a carattere industriali, in particolar modo con la sostituzione di imprese della logistica. Ecco, noi riteniamo che l'industria e la manifattura rimangano imprese importanti da mantenere sul territorio per il moltiplicatore di attività che esse sviluppano, e da questo punto di vista per garantire anche la possibilità alle giovani generazioni di rimanere e trovare occupazione adeguata da questo punto di vista. Bene, allora proseguiamo con Sveglia Trieste. Cirque du Soleil, ieri red carpet di Tele4, Umberto Bosazzi che ci ha fatto vedere insomma gli spettatori che arrivavano un po' dappertutto, dalla regione, dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia, uno spettacolo straordinario, quello allestito nel Gran Chapiteau, nel tendone in Porto Vecchio vicino al Silos. Cirque du Soleil, una favola che rapisce Trieste, venduti 40.000 biglietti per gli spettacoli fino al 13 luglio. Sotto il tendone ci si commuove, si ride, si rimane a bocca aperta, fra acrobati, cantanti, luci, colori e suoni. Il pubblico spazia dalle tinte accese all'oro ai paillettes. Fra i giovani non tramontano i jeans, scrive Sara del Sal nel suo, diciamo così, pezzo di colore che affronta anche quella che è la parte del pubblico che diventa protagonista sul red carpet. Taxi, bus, treno, parcheggi, Porto Vecchio supera il test. Durante la serata una signora ha anche accusato un malone, è stata soccorsa dai sanitari. Insomma c'è stata grandissima partecipazione ieri per questo importantissimo evento. Oggi naturalmente Umberto Bosazzi ci racconterà di tutto e di più. Poi c'è la contromanifestazione, diciamo così, quella legata a chi ricorda che al Silos c'era una situazione quanto mai complicata. Quello che abbiamo provato a chiedere anche attraverso la lettera aperta è quello di riconoscere sostanzialmente la memoria, quello che questo luogo è stato, prima di volgere lo sguardo verso il suo futuro performativo. Noi abbiamo scritto questa lettera aperta indirizzata al Cirque du Soleil per raccontare al circo, agli artisti e a tutti quelli che partecipano che cos'era lo spazio del Silos e che cos'era il Silos. Si chiama Cirque du Silos, la manifestazione indetta dalle associazioni che si occupano di accoglienza e assistenza ai migranti richiedenti asilo e senza tetto. Obiettivo: mettere al centro la storia del Silos e di coloro che lo hanno abitato, un controevento rispetto a quello del Cirque du Soleil in scena in Porto Vecchio proprio dietro l'area Silos. Appuntamento in Piazza della Libertà sabato 21 giugno, a un anno dallo sgombero della fatiscente struttura, per quello che vuole essere uno spazio di condivisione per tutti. E quindi il tentativo era stato proprio quello lì, di coinvolgere il Cirque du Soleil e gli artisti circensi nel dire: portiamo questa cosa anche appunto alle persone che lì dentro hanno vissuto, che sono state malamente sgomberate, che hanno ritrovato un ricovero comunque di fortuna in Porto Vecchio, però dal punto di vista di risposte ci è stato negato tutto quanto. Ma il nostro obiettivo in qualità di gruppo di attivisti, cittadini e associazioni era quello di presentare una contronarrazione rispetto a quella dominante delle istituzioni e dei media che parlavano appunto Rossetti, il Coppa Alleanza e col sostegno al municipio hanno dichiarato che il Silos era uno spazio di degrado e di miseria. La nostra contronarrazione era appunto sottolineare il fatto che il Silos non era solamente un luogo di degrado e di miseria, ma anzi è stato un luogo di incontro, di socialità tra cittadini, attivisti, persone in movimento e richiedenti asilo soprattutto. Alla giornata in Piazza della Libertà, evento per il quale sono stati invitati anche gli artisti del Cirque du Soleil, prenderanno parte performers locali, associazioni, cittadini, per un giorno dedicato a discussioni e confronti sul tema dell'accoglienza, ma anche con momenti conviviali. Più o meno dalle 10:30 del mattino una serie di interventi di vari attori locali che hanno vissuto il Silos e vivono adesso il sistema d'accoglienza o ci lavorano insieme, un pranzo condiviso e poi un pomeriggio di performance artistiche
a cui speriamo parteciperanno gli artisti del Silos, ma nel caso ci sono un sacco di meravigliosi artisti e artiste locali che hanno aderito, e poi una serie di workshop, ci saranno workshop di teatro, di serigrafia e via dicendo. Va bene, allora mi dicono che pare che una delegazione di migranti verrà invitata a assistere allo spettacolo la prossima settimana, vi daremo maggiori notizie, dopodiché va precisata una cosa, siccome Tele4 non racconta fantasie ma documenta realtà, noi all'interno del Silos siamo entrati almeno una quindicina di volte, in particolare il sottoscritto Gianluca Paladini, abbiamo documentato quello che succedeva di giorno, di sera, di notte, insomma mi pare che sulla nostra emittente la realtà che viveva quel territorio della città di Trieste con le persone che si accampavano all'interno, mi pare che sia stata testimoniata plasticamente dalle immagini, no? Cioè, sembra che, siccome si parla di narrazione, eccetera, Tele4 non è che si è tirato indietro o ha raccontato cose campate in aria, è andata dentro sul posto, ha intervistato i migranti, insomma, chi ha visto sa. Collocamento MPS in Procura Milano, i primi indagati. Nel novembre scorso una quota del 15% dell'Istituto Senese venduta dal MEF a Delfin, Caltagirone, Banco BPM e Anima, un focus su un'eventuale convergenza di interessi non dichiarata al mercato. All'Assemblea di Mediobanca invece sfida all'ultimo voto e spunta Unicredit. Il fronte che si oppone all'operazione potrebbe contare sul 36% del capitale. Export in tenuta, sorpresa positiva, Matteo Zoppas, presidente dell'ICE, poteva essere l'anno della ripresa, ma fra dazi e guerre la situazione è altalenante, insomma è una situazione che va compresa anche dal punto di vista degli imprenditori. La situazione delle esportazioni è meno negativa di quanto si pensasse, nel senso che con gli annunci dei dazi che ci sono stati, aperture, chiusure e quant'altro, cui si somma l'atteggiamento prudente degli imprenditori e degli acquirenti nel fare o non fare magazzino all'estero, ci aspettavamo un calo maggiore, invece c'è un totale export di più 0,4% per l'economia italiana, con un consolidato gennaio-marzo a più 2,5%. Siamo ancora in campo positivo e questo ci stupisce positivamente, dice appunto Matteo Zoppas, presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese. Arriviamo alla pagina della cabinovia, arriviamo a sentire quello che è successo ieri tra, diciamo così, discussione rinviata, ma soprattutto la rottura del silenzio del centrodestra con la conferenza stampa e la risposta del centrosinistra. Ci sarà un accordo per ridurre i tempi oppure no? Sentiamo i due servizi così facciamo il quadro, poi sentiamo il dibattito a ring. No sulla palestra, no sul Portovivo, no sulla cabinovia. No sulla scuola. Allora io penso che questo modo di far consiglio, di far politica, non penso che sia più tollerabile. No, non si può stare 4 giorni per fare 2 osservazioni, non si può stare, insomma, no? Oggi 2 osservazioni abbiamo fatto finora, no? Quindi capisco tutto, però questo è davvero vergognoso soprattutto per la città. Stiamo, come è stato detto, mantenendo qui dei dipendenti comunali, ma anche abbiamo delle altre delibere importanti che dovremo affrontare. Questo stiamo bloccando i lavori di tutto il Consiglio Comunale. Perché di fronte a noi abbiamo anche altre scadenze, come è stato già detto dai miei colleghi capogruppo, con cui stiamo condividendo questa esperienza, che per l'amor di Dio non ci spaventa, non è questo il tema, ma abbiamo l'obbligo di dire alle persone che di fronte a noi ci sono invece scadenze importanti che ricadono poi sulla vita dei cittadini. Le voci dei capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale sono chiare. Il Comune di Trieste rischia lo stallo a causa del dibattito in aula sulla variante per il progetto della cabinovia Mare Carso. Un'analisi politica che rischia di durare settimane, se non addirittura mesi al ritmo attuale, considerando che si sono affrontate appena 2 osservazioni nei primi 4 giorni di Consiglio sulle 3.000 arrivate a Palazzo Cheba da parte dei cittadini, con una ripetitività di argomenti palese per chi segue gli streaming in diretta del dibattito. Intanto, importanti provvedimenti come la variazione di bilancio, la cosiddetta manovra estiva, rischiano di rimanere al palo. All'interno del documento c'è anche l'iter per la nuova piscina terapeutica. Abbiamo approvato le votazioni perché è il diritto di una maggioranza a portare al voto un provvedimento, poi il voto potrà essere favorevole o contrario, ma nessuno ha il diritto di bloccare una città intera. Io vi do solo un dato: una versione di bilancio da 36 milioni di euro che serve alla città e che è ferma per
la minoranza del non se poli. Dunque, che fare? L'input arriva dal consigliere comunale Lorenzo Giorgi di Forza Italia, che ricorda quando il sindaco di centrosinistra Roberto Cosolini mandò in approvazione il bilancio comunale in pieno autunno, dopo essere stato messo a dura prova dal patto di stabilità, e l'opposizione di centrodestra trovò una quadra per non pregiudicarne l'approvazione presentando un unico emendamento. Ne abbiamo presentato uno perché la necessità era approvare quel bilancio nonostante fosse in ritardo di 10 mesi, perché la città aveva necessità di lavorare. Questo è il concetto di fare opposizione con testa. Un emendamento. Questo è il modo di lavorare. La palla ora passa al centro-sinistra per capire se una quadra sulle tempistiche è possibile oppure no. C'è margine per un accordo, diciamo, per velocizzare questo iter che sembra infinito e rischia di stallare anche altri provvedimenti, come per esempio la manovra di bilancio? Questa mattina ho proposto al sindaco di bloccare questo stallo in cui si è infilato il centrodestra, aprendo un tavolo in cui finalmente parliamo del merito, in cui anche la maggioranza ci spieghi perché è così convinta dell'Eurovia. Il 73% dei cittadini dice di no, abbiamo spiegato che nella città del Labora non si può fare un'Eurovia che tra l'altro non ha neanche tutte le risorse necessarie. Aspettiamo noi una risposta e la disponibilità finalmente a sedersi a un tavolo e discuterne insieme. Ma la maggioranza sta facendo tutto da sola, sta portando avanti un'opera impattante, inutile e insostenibile contro il volere della maggioranza delle triestine e dei triestini. C'è solo un'unica via d'uscita da questa situazione, che è quella di ritirare la variante, perlomeno di sospendere la discussione in attesa dei ricorsi del TAR di metà luglio. Su questo sinceramente non c'è grande margine, anche perché ricordo già adesso i tempi di discussione sono stati dimezzati rispetto a quelli previsti dal regolamento del Consiglio Comunale, per cui noi continueremo a portare avanti in Consiglio le tante ragioni di contrarietà all'opera. Stiamo intervenendo nel merito di ogni singola opposizione che, ricordiamo, interviene laddove il Comune vorrebbe espropriare o asservire dei terreni privati per realizzare un'opera inutile, impattante e insostenibile. Quindi sostanzialmente, come abbiamo registrato anche ieri sera a Ring, il PD si siederebbe a questo tavolo di confronto, adesso Trieste dice o ritirano tutto oppure non si fa nulla. Dunque il dibattito accesissimo, infuocato ieri sera a Ring sulla cabinovia, sul sondaggio pubblicato dal quotidiano Il Piccolo, sulle questioni tecniche, sulla questione relativa ai verdetti che si attendono dal TAR. Andiamo a sentire, se siamo pronti, il pezzo, l'estratto appena montato. Io li chiamo i mantra della sinistra. Avrei capito, vogliamo riaprire la Ferriera. Allora, manifestazioni, raccolta di firme. Apriamo una centrale nucleare a Padriciano di vecchia generazione. Riuscirei anche a capirlo, raccolta di firme, manifestazioni. Apriamo una base NATO in Porto Vecchio. Avrei riuscito a capirlo, raccolta di firme, manifestazioni. Ma stiamo andando avanti 2 anni per una cazzo di cabina, scusami il termine. In questa città governerà una maggioranza diversa, però posso anche darti una risposta. Se per vincere devo raccontare tutte le bugie che avete raccontato e fare tutte le promesse che non avete mantenuto, perché non c'è un'opera pubblica che è partita, io preferisco perdere, perché la politica delle bugie è una politica che non mi piace. L'ipocrisia non vi appartiene. È una politica che non mi piace. L'ipocrisia non vi appartiene. Ma adesso il giornale locale ha fatto un sondaggio scientifico. State attenti a dire che è un sondaggio farlocco e che hanno truccato quel sondaggio o che non è vero. Perché ho visto delle querele per molto meno. Perché sono dei professionisti ed è stato pubblicato dal primo quotidiano di questa città che fino a prova contraria è fatto da giornalisti onesti. Quindi io starei attento. Sto dicendo semplicemente perché lo dico per te, guarda, non vorrei che arrivi una querela. No, sto dicendo che il capo di questa agenzia era assessore all'urbanistica e lavora per Fratelli d'Italia e per la Lega. Ma però è del PD. Vabbè, quindi è un dato di fatto. No, volevo dire solo una cosa, che molto spesso sui social si vedono soltanto i commenti negativi. Io credo che i favorevoli alla Caminovia forse non saranno la maggioranza assoluta sono un popolo silenzioso, ma sono molto di più di quelli che tu pensi, perché sui social scrivono soltanto e per tutto quelli che sono contrari, mettetevelo in testa. Quello che voi denunciate come in realtà ostruzionismo non è altro che la vostra mancanza di cultura democratica verso la cittadinanza. Non interpellate nessuno, agite come se foste i padroni di questa città col 20% dei consensi degli elettori di questa città. Questo è il vero punto. Quindi mettetevi bene in testa questo: voi state usurpando con una minoranza di voti quella che
quello che è il futuro della città e non interpellate nessuno e non volete discutere con nessuno. Loro hanno il comitato civico di super tecnici, noi in comune abbiamo i peones, non capiscono niente. Giulio, un appello a Bernetti, Giulio, ingegnere, no, sai quanto ti voglio, non capisci niente, no? Loro capiscono di più, i tuoi dottorati non valgono niente, questo è il messaggio che stanno mandando. L'ingegnere Bernetti non è un vostro tecnico, è un tecnico è un di tecnico, tutti noi. È un tecnico del comune. In il comune non è che abbiamo un gruppo di peones, abbiamo tecnici esperti, persone serie che lavorano, esperti nei loro settori, che stanno portando avanti questo progetto come parte tecnica, perché non è che i 4 consiglieri di centrodestra si sono messi lì a scarabocchiare. Martini, gli posso fare una battuta simpatica. Allora, tu sei molto noto in Consiglio Comunale perché i temi più pregnanti, i tuoi interventi più pregnanti... I temi che avete portato voi non avete fatto una vittoria politica voi adesso Trieste. È inutile che mi dite semplicemente chiudi i lavori alla fine. Qualcuno lo deve fare, lo faccio io. Ecco, c'è sempre nella consigliatura una persona che fa questo. Invece voi fate solo una politica bolscevica che non serve a niente. Posso dirti una cosa? Con un'arroganza atomica. Avresti fatto meglio a chiedere la chiusura anticipata pure di questa trasmissione, avresti fatto una migliore figura. La migliore figura la fate voi se state a casa. E vabbè, allora, questo è finita così la trasmissione, proprio in questa maniera, una delle ultime battute, insomma molto effervescente. Abbiamo detto la cabinovia, secondo la Giunta, la cabinovia, la risposta dell'opposizione per, diciamo così, vedere se è possibile compattare la discussione. Cabinovia in aula è fumata nera, stallo in Consiglio Comunale sulla variante. Per il voto finale si prevedono ancora molteplici sedute. Scrive Francesco Codagnone, i lavori dell'Aula sono sospesi pochi minuti prima delle 6 di pomeriggio, mentre dalla piazza iniziano a levarsi i canti e i fischi indignati del Comitato Novovia. I consiglieri di centro-sinistra si uniscono alla manifestazione, quelli di centrodestra chiudono le file e si preparano a riaffrontare una discussione ancora decisamente lontana dall'esito da loro sperato. Il quinto giorno di convocazione del Consiglio Comunale dedicato alla variante urbanistica Accesso Nord per la cabinovia si chiude con un nulla di fatto. Fumata nera, nerissima, il voto non arriva e difficilmente arriverà la settimana a venire quando martedì e mercoledì prossimi l'Assemblea tornerà a riunirsi, vediamo intanto le immagini della manifestazione in piazza, per discutere la sfilza di controdeduzioni alle 3.099 osservazioni e 37 opposizioni pazientemente compilate dai cittadini contrari all'impianto a fune. Non ne usciremo più, hanno detto i consiglieri uscendo dai banchi, insomma vedremo quello che succederà. Risposta poi anche al sindaco di piazza del quotidiano Il Piccolo sul sondaggio che è stato pubblicato ieri e poi il sindaco di piazza ha letto in pubblico il messaggio che aveva scambiato con il direttore o quant'altro del Piccolo, perché questo non è che si capisca chiaramente. Luca Baldeschi scrive: il sindaco di piazza commette una doppia grave sgrammaticatura nel momento in cui annuncia in conferenza stampa di aver scritto Enrico Marchi, presidente di NEM, il gruppo che edita anche Il Piccolo, per lamentarsi del sondaggio che il nostro giornale ha pubblicato sulla cabinovia e delle scelte della direzione sull'argomento. La prima, a rivelare pubblicamente messaggi privati, ricade nella categoria dei fatti che si commentano da soli, scrive Baldeschi. La seconda è ben più grave, specie per un politico di lungo corso, perché chiamare in causa l'editore significa non avere contezza di come lavora un giornale, di come si lavora al Piccolo e quali siano i valori che ispirano NEM. Insomma, questa è una parte della risposta. Poi abbiamo visto le immagini dei cittadini in piazza che dicono: "Vo via, non sulle nostre teste, è un'opera inutile, dateci ascolto". Ecco altri 7 bus elettrici per tratte difficili in salita, compatti su misura per la città, dall'ex OPP a San Giusto fino a Muggiavecchia, si aggiungono ai 13 già consegnati a Trieste Trasporti lo scorso settembre. Ieri ne abbiamo parlato nel corso del nostro telegiornale con anche l'intervento sul posto del nostro Umberto Bosazzi a documentare questa nuova parte della flotta di Trieste Trasporti. Sentiamo anche il presidente di Trieste Trasporti, Luca Marzi.
Continua il grande investimento che Trieste Trasporti fa, grazie anche ai fondi regionali e PNRR, per arrivare al 2030 con metà della flotta a emissioni zero o a emissioni contenute. Stamani nel sito inusuale, ma mica poi tanto, di Piazzale della Cattedrale, l'ex municipalizzata ha presentato il nuovo modello di autobus che già da qualche giorno copre 4 linee, quelle dal percorso più tortuoso. La 12 quella che fa il tragitto direzione verso l'OPP, la 24 questa qua di San Giusto esattamente, e poi abbiamo la 31 che fa verso est, quindi Muggia fino a Cerei, e la famosa 41 che abbiamo ben parlato nei giorni precedenti. Completamente elettrici ne sono stati acquistati 7. Prodotto dall'italiana Rampini, il bus Yutong può trasportare un massimo di 46 passeggeri, 3 in meno se vi è a bordo una persona in carrozzina, 10 posti a sedere, più quello dell'autista, distribuiti su una lunghezza di 8 metri per una larghezza di 2,2 m, altezza 3,250 m. Il costo complessivo, compreso delle colonnine di ricarica, è di poco inferiore ai 3,5 milioni di euro. I fondi del governo, fondi della regione all'interno del contratto del TPL, che consentono alle aziende di poter sostituire i mezzi. In questo caso sono mezzi più piccoli che, oltre ad avere la trazione elettrica, consentono ovviamente di poter raggiungere parti della città più complesse in termini di viabilità da raggiungere, ma con la stessa capacità di trazione, quindi di potenza, però a zero emissioni. Nel 2025 Trieste Trasporti ha acquistato complessivamente 40 nuovi veicoli, 20 dei quali sono già entrati in servizio. I conducenti di Trieste Trasporti hanno ricevuto una formazione specifica necessaria perché buona parte del risparmio energetico prodotto da questi veicoli parte proprio dalla capacità degli autisti. In chiusura una curiosità: come succede sempre più spesso, i mezzi sono stati adattati alle caratteristiche del trasporto pubblico triestino, ad una delle quali forse si fa caso quando si è altrove. Tutti i bus triestini hanno 3 porte, non è scontato, a noi serve perché abbiamo un traffico quasi esclusivamente urbano e la gente deve salire e scendere in fretta per non perdere tempo e per fare tutte le fermate previste. Bene, servizio di sicurezza anti-Maranza, la sagra del Sant'Andrea Calcio, decine di minori si riversano in via Locchi, lanciati bidoni di rifiuti sui tavoli, allertata la polizia, potremmo chiamarli vandali più che Maranza, in realtà, anche per far capire, diciamo così, alle persone un po' più in là con gli anni. Un servizio di sicurezza anti-Maranza in sagra, non ha precedenti, non a Trieste almeno, l'iniziativa che la società sportiva Sant'Andrea da mercoledì scorso mette in atto per aggirare i gruppi di minori che si assembrano e creano problemi. Non si tratta di qualche ragazzino, ma di bande composte da decine di adolescenti che si spostano tra Piazza Calalberto e la struttura di via Locchi. Sono sia stranieri che triestini, come si è visto anche in altre situazioni, come a Muggia, dove era esploso il fenomeno. Svolta in via Sant'Anastasio, i missionari lasciano la chiesa, dopo 113 anni i clarettiani, rimasti in 3, consegnano la parrocchia alla diocesi. Ce ne andiamo a malincuore, la nostra vera eredità sarà la risposta dei fedeli. Se questa chiesa sarà capace di camminare sulle proprie gambe, vuol dire che abbiamo seminato bene. Padre Gustavo Pez è uno dei 3 missionari clarettiani, ribattezzati dai triestini padri spagnoli, che a ottobre lasceranno Trieste. Il parroco getta uno sguardo già carico di malinconia alla facciata della chiesa dell'Immacolato Cuore di Maria, costruita dai suoi predecessori. L'iconico campanile cilindrico, progettato dall'architetto Umberto Nordio, svetta in via Sant'Anastasio. A ottobre la congregazione lascerà la parrocchia. Comunicarlo a fine maggio in un'assemblea parrocchiale è stato il padre provinciale. Il motivo? La crisi di vocazioni, i costi proibitivi di strutture sempre più sguarnite. A raccogliere il testimone sarà il clero diocesano che porterà avanti il ministero e le attività pastorali. L'edificio di culto e le proprietà annesse verranno donate alla diocesi di Trieste in segno di gratitudine e amicizia. L'addio alla città è legato al drastico calo di consacrati che ha costretto l'ordine religioso a ripensare le proprie presenze sul territorio. Spazi grandi e pochi preti, Trevisi cerca una soluzione. Dai padri spagnoli al clero triestino, con la partenza a ottobre della congregazione dei clarettiani, la parrocchia dovrà nominare un nuovo parroco. La nostra presenza lì non potrà essere numerosa come quella della congregazione, ma provvederemo comunque alla cura pastorale. Va fatto ragionamento sugli spazi perché sono ampi e pensati per una comunità religiosa numerosa.
Rossi diffamò 6 carabinieri, sanzione e maxi risarcimento. Il consigliere comunale è condannato a 2.500 euro a versare 14.000 ai militari per i contenuti social dopo un verdetto. Sentenza simile per un altro imputato. Altro che semplici sfoghi sui social, dopo una sentenza sfavorevole in quei video postati su Facebook, Ugo Rossi e Lorenzo Gentile diffamarono i carabinieri. La giustizia ha presentato il conto al consigliere comunale di Insieme e Liberi e al coimputato, un volto noto delle proteste no Green Pass. Ieri pomeriggio sono stati condannati a una sanzione pecuniaria di 2.500 euro ciascuno. Alla multa si aggiungono i risarcimenti ai 6 militari dell'Arma che si sono costituiti parti civili. Rossi dovrà versare 14.000 euro, Gentile 6.000. Così ha stabilito il giudice Igor Maria Rifiorati. Ieri c'è stata anche la giornata di festa per la Polizia Locale che ha celebrato il proprio anniversario e lo ha fatto davanti al Castello di Miramare. Nella cornice del Castello di Miramare è stato celebrato il 163esimo anniversario della fondazione della Polizia Locale di Trieste, un compleanno festeggiato alla presenza di tutte le autorità civili e delle forze di polizia. La commemorazione era aperta al pubblico, anche i turisti che ogni giorno affollano il castello e il parco di Miramare hanno potuto così assistere alla cerimonia. L'evento è stato non solo l'occasione di ricordare i valori a cui si ispira il corpo municipale, sempre al servizio della cittadinanza, ma anche di snocciolare i dati dell'attività della Polizia Locale, le sue funzioni e ricordare le novità introdotte nell'ultimo anno. Oggi è la festa e l'abbiamo festeggiata all'interno della splendida cornice del Parco di Miramare, un corpo della polizia sempre più aperto alla cittadinanza, sempre maggiormente a servizio delle esigenze della comunità. Non a caso, proprio per rispondere alle richieste e alle istanze della comunità, abbiamo fatto grandissime innovazioni nel corso dell'ultimo anno. Penso al servizio H24, penso anche all'introduzione dell'unità cinofila, che è uno strumento veramente utilissimo sia nelle indagini che come deterrente. Bene, tra l'altro ieri è stata anche la giornata di avvio di un'altra importante e simpatica iniziativa, Boramatta, le 300 girandole in Piazza Unità, una ricca settimana di eventi iniziata con i bambini, con il vento e insomma con uno spettacolo che si rinnova in Piazza Unità grazie all'evento organizzato e creato da Prandico. Festa per i più piccoli in Piazza dell'Unità. Con il posizionamento questa mattina di 300 girandole colorate ha preso il via la 10ª edizione di Boramatta, il Festival del Vento che continuerà fino a domenica. A fissare le installazioni sono stati i bambini della Scuola per l'Infanzia Istituto Beata Vergine Trieste. Il vento è stato subito protagonista facendo girare vorticosamente tutte le installazioni che domenica mattina saranno vendute all'asta. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Fin da subito triestini e turisti hanno scattato foto e video della piazza che domani ospiterà anche una lezione gratuita di yoga e le esibizioni degli aquiloni acrobatici della vice campionessa europea Sara Rizzetto. Boramatta 2025 è promossa da Prandicom e dal Museo della Bora con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, Io Sono FVG e il patrocinio del Comune di Trieste, contributo anche di Edilmaster che in 10 anni ha realizzato le basi per più di 3.000 girandole colorate diventate il simbolo della manifestazione. Bene, diamo un'occhiata poi anche alle pagine relative alla pagina sportiva. Si riparte dalla C, disco verde della Covisoc per l'iscrizione della Triestina. L'Unione, dopo tanto pathos, rimane tra i professionisti. Adesso i tifosi labardati possono tirare un sospiro di sollievo. La Triestina è in C, quindi la Commissione ha esaminato i documenti, non sussistono dei problemi, anzi si legge nella nota societaria, dopo aver esaminato la documentazione prodotta da Triestina, la Covisoc ha rilevato allo stato degli atti che risultano integrati criteri infrastrutturali, sportivi, organizzativi, legali, economico-finanziari e non sussistono motivi ostativi all'ottenimento della licenza nazionale per la Serie C dell'anno prossimo. Si chiude una settimana di apprensione nell'ambiente labardata, un'apprensione comprensibile visto quello che è successo nelle ultime settimane con l'iscrizione a tempo di record. Detto questo, sfumata l'ipotesi Tesser, Gorgone in pole, piace anche il friuliano Donati, l'esperto Braglia e l'outsider. Resta da capire
quello che sarà effettivamente il progetto, se verrà presentato, se la proprietà ci metterà la faccia. Non parliamo della dirigenza rinnovata, parliamo della proprietà, del presidente, quello che insomma è stato richiamato all'ordine anche dallo stesso governatore regionale Fedriga. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco con il primo ospite di questa mattinata insieme a Sveglia Trieste. A tra poco, sempre qui su Tele4. Bentrovati in studio con noi l'assessore regionale dell'ambiente Fabio Scocimaro di Fratelli d'Italia. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Allora, parleremo di tante cose, volevo far vedere però all'assessore quello che è successo ieri sera in serata a Ringo, una bagarre senza fine sul progetto della cabinovia, perché ormai il tema non è più solo il progetto in sé, ma il fatto che il Comune rischia lo stallo per analizzare di settimana in settimana tutte le osservazioni presentate, le controdeduzioni, insomma si rischia di andare avanti settimane se non addirittura un mese. Sentiamo quello che è successo. Io li chiamo i mantra della sinistra. Avrei capito, vogliamo riaprire la Ferriera, allora manifestazioni, raccolta di firme, apriamo una centrale nucleare a Padriciano di vecchia generazione. Riuscirei anche a capirlo, raccolta di firme, manifestazioni. Apriamo una base NATO in Porto Vecchio, avrei riuscito a capirlo, raccolta di firme, manifestazioni. Ma stiamo andando avanti 2 anni per una cazzo di cabina, scusami il termine. In questa città governerà una maggioranza diversa, però posso anche darti una risposta. Se per vincere devo raccontare tutte le bugie che avete raccontato e fare tutte le promesse che non avete mantenuto, perché non c'è un'opera pubblica che è partita, io preferisco perdere, perché la politica delle bugie è una politica che non mi piace. L'ipocrisia non vi appartiene. È una politica che non mi piace. L'ipocrisia non vi appartiene. Ma adesso il giornale locale ha fatto un sondaggio scientifico. State attenti a dire che è un sondaggio farlocco e che hanno truccato quel sondaggio o che non è vero. Perché ho visto delle querele per molto meno. Perché sono dei professionisti ed è stato pubblicato dal primo quotidiano di questa città che fino a prova contraria è fatto da giornalisti onesti. Quindi io starei attento. Sto dicendo semplicemente perché lo dico per te, guarda, non vorrei che arrivi una querela. No, sto dicendo che il capo di questa agenzia era assessore all'urbanistica e lavora per Fratelli d'Italia e per la Lega. Ma però è del PD. Vabbè, quindi è un dato di fatto. No, volevo dire solo una cosa, che molto spesso sui social si vedono soltanto i commenti negativi. Io credo che i favorevoli alla cabinovia forse non saranno la maggioranza assoluta sono un popolo silenzioso, ma sono molto di più di quelli che tu pensi, perché sui social scrivono soltanto e per tutto quelli che sono contrari, mettetevelo in testa. Quello che voi denunciate come in realtà ostruzionismo non è altro che la vostra mancanza di cultura democratica verso la cittadinanza. Non interpellate nessuno, agite come se foste i padroni di questa città col 20% dei consensi degli elettori di questa città. Questo è il vero punto. Quindi mettetevi bene in testa questo: voi state usurpando con una minoranza di voti quello che è il futuro della città e non interpellate nessuno e non volete discutere con nessuno. Loro hanno il comitato civico di super tecnici, noi in comune abbiamo i peones, non capiscono niente. Giulio, un appello a Bernetti, Giulio, ingegnere, no, sai quanto ti voglio, non capisci niente, no? Loro capiscono di più, i tuoi dottorati non valgono niente, questo è il messaggio che stanno mandando. Mi scuso, non è un vostro tecnico, è un tecnico di tutti noi. È un tecnico del comune. In comune non è che abbiamo un gruppo di peoni, abbiamo tecnici esperti, persone serie che lavorano, esperti nei loro settori, che stanno portando avanti questo progetto come parte tecnica, perché non è che i 4 consiglieri di centrodestra si sono messi lì a scarabocchiare. Martini, gli posso fare una battuta simpatica. Allora, tu sei molto noto in Consiglio Comunale perché i temi più pregnanti, i tuoi interventi più pregnanti... I temi che avete portato voi non avete fatto una vittoria politica voi adesso Trieste. È inutile che mi dite semplicemente chiudi i lavori alla fine. Qualcuno lo deve fare, lo faccio io. Ecco, c'è sempre nella consigliatura una persona che fa questo. Invece voi fate solo una politica bolscevica che non serve a niente. Posso dirti una cosa? Con un'arroganza atomica. Avresti fatto meglio a chiedere la chiusura anticipata pure di questa trasmissione, avresti fatto una migliore figura. La migliore figura la fate voi se state a casa.
Ne sono successe davvero di tutti i colori ieri sera a Ring. Qua il tema è, Scocimaro, al di là delle urla, delle posizioni, che si rischia di installare il comune per un mese o forse più per analizzare il provvedimento legato a osservazioni, controdeduzioni. Ma io non entro nel merito perché la Regione ha il compito di seguire gli iter e di non intralciare i lavori dei primi cittadini e dei sindaci, quindi vuole fare, e quindi eletti dal popolo, e quindi fanno quello che hanno scritto sul programma. Capisco che non tutti leggono i programmi, però questo era, e quindi io non entro nel merito cabino via sì, cabino via no, ovo via, che dir si voglia. Certo, sentire un signore con la maglietta no, ovo via, che mi sembra anche abbia qualche titolo accademico forse, da quello che mi pare, che si permetta di dire che la destra, ma piuttosto che la sinistra altrove, governa col 20% dei voti, nel senso che vanno a votare meno del 50%, quindi la maggioranza relativa di quel 50% corrisponde più o meno al 20-30% dell'elettorato potenziale. Beh, questo, mi dispiace cari signori, è un esercizio che non accetto, perché la democrazia va bene sempre, o non è che vada male quando i cattivi di destra governano, e quindi quando vai a votare c'è uno che vince, uno che perde, si chiama democrazia, e quindi andare a dire questo tipo di rappresentanza andrei a pensarci un attimo. Poi sai, queste manifestazioni, comitati, manifestazioni di piazza vanno benissimo, è giusto e sono legittimi finché sono nell'alveo della non violenza. Altre volte sconfinano. Però poi si va a votare e la gente vota chi ritiene opportuno. Oggi governa la destra in Italia, in Regione e a Trieste. Fra l'altro in America nelle elezioni di mezzo termine che fanno per tastare il polso del governo, da sempre, chiunque governi, hanno un calo, perché magari la gente non è soddisfatta al 100% di quello che ha letto in campagna elettorale. E da noi il governo aumenta. Giorgia Meloni aumenta, Fratelli d'Italia aumentano, siamo stabilmente sopra il 30%. Se me l'avessero detto nel 2012-13, quando fondammo Fratelli d'Italia, non ci avrei creduto, anche se ero molto ottimista, visto che la destra ha delle praterie da conquistare, e le ha conquistate e è andata anche oltre. Quindi io non andrei a dire no, quindi è giusto, è legittimo che si protesti, è giusto che magari qualcuno che abita in quella zona non sia entusiasta di avere una cabinovia sulla testa, però ripeto, io da questo punto di vista non intendo esprimere, perché la Regione deve solo accompagnare l'iter. Mi preoccupo, come dici tu Marco, invece che si possa bloccare l'attività del Comune di Trieste, che è un comune importante e ha sul piatto cose molto interessanti da fare, urgenti. Una di queste, sommetamente, riguarda le mie deleghe, ambiente, energia, sviluppo sostenibile, è quello di rifare completamente Barcola e renderla più bella, più fruibile e soprattutto più resistente ai fenomeni atmosferici. E questo deve andare in aula entro la prossima primavera, perché io vorrei nel 26 mettere i primi ferri in acqua, proprio nel senso tecnico della parola, per andare a fare appunto la progettazione esecutiva e il primo lotto di Barcola. Serve a provare una variante anche qui. Devi fare una variante in Consiglio Comunale. Oggi lo strumento urbanistico non c'è. Ricordo che Barcola è tutta artificiale, quindi non andiamo a toccare nulla, perché la nostra sensibilità ambientale si sa, è nota. Però vedi Marco, c'è chi abbaia alla luna, come ho detto nell'ultima trasmissione di Ring giovedì, con la sinistra che si è permesso di dire non Moretti del PD, un'altra schieramento politico, un'altra persona, una donna, ha detto le politiche dell'ecologia conservatrice, di quelle di cui mi onoro far parte, cioè l'ecologia di destra, porterà all'estinzione della razza umana. Allora io, di fronte a queste stupidaggini, posso rassicurare chi ci ascolta che il Sapiens, che è la nostra specie che da 200.000 anni sulla faccia della Terra, stiamo lavorando perché possa restarci ancora un pochino, ma soprattutto in virtù dei cambiamenti climatici, 70.000 anni fa, saremmo ridotti veramente a pochi esseri umani. C'è chi dice alcune decine, c'è di alcune centinaia, ma in virtù di questi cambiamenti fummo ridotti veramente a un attimo di ciglia dell'estinzione. Noi siamo qui sulla faccia della Terra per una fortuna che corrisponde a quello che vince la lotteria di Capodanno, no? Di una volta. E quindi voglio dire, certo, ci mettiamo del nostro affinché con l'inquinamento e quant'altro
lo stile di vita e la possibilità della permanenza dell'Homo sapiens sulla faccia della Terra per i prossimi 200.000 anni, come i 200.000 precedenti, potrebbe essere a rischio. Prima o poi ci estingueremo anche noi, non è sta nelle cose, però io spero più lungo possibile e non per colpa della destra cattiva, come qualcuno ha detto in questo studio, mi viene veramente da sorridere. Allora, sentiamo la telefonata, buongiorno. Pronto? Prego il nostro amico o amica da casa, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego signora. Mi sente? Sì. Signora in onda. Pronto, buongiorno, mi sente? Signora in onda, andiamo. Ecco, io volevo fare una domanda all'ospite e chiedere, mi sente adesso? Io parlo, ma voi non mi sentite? Signora, la sentiamo perfettamente, se abbassa il volume della TV e parla solo al telefono. Se lui mi dà... ho abbassato il volume della TV, però penso che dipenda dalla linea del telefono. Comunque io parlo, casomai se mi sentite bene, se no pazienza a scrivere una mail. Volevo chiedere al suo ospite se lui mi dà praticamente l'autorizzazione a mandargli una mail, se trovo la mail su Google mi dica o dove la trovo, devo mandargli una documentazione molto interessante che prima di fare un dibattimento telefonico dove uno dice sì e uno dice no, con i documenti molto importanti e reali riguardo la geoingegneria. Se lui mi dà l'autorizzazione io gli rimando. Bioingegneria? Di cosa io sta non mi sento più. Sì signora, però non può pretendere di andare avanti così. Mi dica di cosa sta parlando. Che argomento? Il titolo? Di cosa sta parlando signora? Geoingegneria ha detto. Bio. No, guardi, io voglio solo mandare delle documentazioni, siccome ci sono sempre dei contrasti sulle scie chimiche, su queste cose che fanno bene, fanno male, sono scie di condensazione. Io volevo solo chiedere appunto se gentilmente io gli mando una documentazione, se lui è così gentile e poi trarrà le sue conclusioni. Certo, allora no, molto volentieri. Allora comunque va bene? La mail di tutti noi assessori è reperibile sul sito della Regione. Io mi sento malissimo. E allora eccomi, adesso chiudiamo. Allora, la mia mail e quella di tutti quanti i miei colleghi è sul sito della Regione e quindi c'è assessoreambiente@regione.fvg.it. La stessa cosa vale se lo vuoi mandare direttamente a me, fabio.scocimarro@regione.fvg.it. Detto questo, noi dal punto di vista però ho capito che parliamo di inquinamento, cose del genere, e si va a fare una verifica con l'ARPA, che è il braccio armato, anzi diciamo il braccio operativo, che armato in questo momento non è auspicabile, no? Il braccio operativo dell'assessorato dell'ambiente, che è l'ARPA dell'FVG. Ha un altro sito, è facilmente raggiungibile e quindi hanno le risposte tecniche. Sono 300 persone fra tecnici e amministrativi dedicati al controllo dell'ambiente della nostra regione. Nel caso non abbia soddisfazione dall'ARPA, mi scriva e dica che gli uffici dedicati al controllo del territorio non hanno risposto. Comunque abbiamo mostrato anche la mail. Fanno il controllo e soprattutto fanno affiancamento, perché vedi Marco, io quello che ho detto ai miei dirigenti dell'assessorato all'ambiente e dell'ARPA, che vanno a fare i controlli, ho detto voi dovete prima, adesso non c'entra con la telefonata, dovete prima affiancare i cittadini e le imprese e stare al loro fianco per dare tutto il supporto tecnico-amministrativo per far bene il loro dovere di cittadini e il loro dovere di imprenditori. Perché quando mi mandate un messaggio dei nuclei di controllo, i NOAVA si chiamano, i nostri poliziotti dell'ambiente, no? Della regione, e mi dicono ho sequestrato immondizie in un deposito, calcinacci che non fanno male a nessuno, e mi mandi il comunicato stampa, io non sono contento, perché vuol dire che quell'azienda non è stata informata sul fatto che non poteva tenere i calcinacci nel magazzino, eccetera. Non è che hanno buttato il petrolio nel mare, no? Ecco. E quindi io dico sempre questo, ricordatevi che quando date una sanzione sarà una sconfitta, perché vuol dire che noi amministrazione, che voi dedicati al controllo del territorio e all'informazione, perché c'è una fonte importante, e Tele4 lo fa, come lo fanno anche altri, no?
una serie di informazioni e di educazione ambientale per capire quello che è corretto e non è corretto. E quindi io sono sempre dell'ipotesi, visto che provengo da una famiglia di servitori dello Stato, che il pubblico deve essere sempre al fianco dei cittadini e delle imprese e mai contro. Quindi questo deve essere visto. E così insegno anche mio figlio ogni giorno, anche nei confronti forse dell'ordine. Ieri c'era la festa della nostra polizia locale, a me qualche giorno prima quelle dei carabinieri e poi tutte le altre, e a me riesce facile andare a questi eventi e collaborare con le forze dell'ordine, con dei protocolli importanti. Ti do anche un'altra chicca: arriveranno i controlli ambientali nel nostro Carso inizialmente con i carabinieri a cavallo e dovrebbero arrivare già quest'estate, proprio per controlli ambientali, quindi contro situazioni come le discariche abusive. Certo, poi ovviamente sei il carabiniere H24 e quindi se vedi uno che fa un incendio piuttosto che, certo, che spacca i vetri di una macchina, carabinieri sono carabinieri e intervengono. Ecco, ma poi ho parlato ieri con il comandante Milocco, vorrei estenderlo anche alla polizia locale e altre forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine, io sempre dico, sono al nostro fianco. Quando dico a mio figlio da piccolo, quando vedi un poliziotto, un carabiniere, salutalo. Se lo vedi al bar, offri anche un caffè e digli grazie, perché questo è quello che devono dire i nostri forze dell'ordine, come il povero Luca, carabiniere che è caduto nell'ultimo giorno di servizio dopo una vita dedicata allo Stato. Ecco, a loro devo dire grazie. E quindi questo è l'insegnamento che io voglio dare a mio figlio e voglio estendere a tutte le persone che vedo e conosco. Dite sempre grazie, salutate quando vedete un tutore delle forze dell'ordine. E adesso avremo anche i carabinieri a cavallo sul Carso. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Ecco, volevo solo dire perché le fontane che sono in Piazza Grande Unità non vengono, accese, messe in funzione. Hanno speso soldi, mi ricordo ancora che la Serracchiani ha speso 30.000 euro per mettere a posto tutto il sistema meccanico, idraulico, e poi l'altro anno avevo telefonato e avevano detto che era qualcosa di rotto e che si stavano adoperando, e per la Barcolana avrebbero aperto le fontane, e difatti per la Barcolana dell'altro anno hanno aperto le fontane. Adesso siamo in piena estate e non riesco a capire che quelle due fontane che si sono spesi dei soldini non vengono messe in funzione. Ecco, e volevo anche dire, è mai possibile che l'alabarda di San Giusto e il verde pubblico non riesca a trovare un cespuglio rosso e un cespuglio bianco e metterla finalmente dopo tanti anni che è tutta verde, anche lì, e metterla a posto? Grazie, buongiorno. Grazie della sua chiamata. Se vuoi rispondere, io purtroppo non è competenza mia il verde pubblico e la fontana. Non ho capito se si tratta della cosiddetta fontana dei 4 continenti, perché il quinto non è ancora scoperto all'epoca, quando lo scultore Mazzoleni la fece, che anche quella non è attivata, poi non so per il motivo per cui. È bello vedere le fontane aperte, sì, ha ragione. Va anche detto che le fontane devono avere però il ciclo di riciclo, non puoi sprecare l'acqua. Oggi l'acqua è un bene prezioso, anche se la nostra regione ne ha abbastanza, però le falde stanno diminuendo e quindi abbiamo messo in campo delle forme di controllo e salvaguardia delle reti idriche e anche degli sprechi. Nella nostra regione non tocca Trieste, ma in Friuli c'è uno spreco d'acqua che è pazzesco. Pensate che abbiamo quasi 40.000 pozzi artesiani, cioè quelle zampilla, metti un tubo sotto terra e zampilla naturalmente l'acqua, no? Come nei film, e questo succede da secoli. Però succede che anche le falde stanno diminuendo e quindi non tanto il sottoscritto che ha un'età importante, ma mio figlio e i nostri nipoti potrebbero avere problemi di approvvigionamento idrico perché le falde sottoterra si stanno abbassando e quindi i prossimi decenni avremo un problema e quelle falde vanno salvaguardate mettendo delle riduzioni sulle fuoriuscite dell'acqua che escono in continuo, sempre, come avere a casa il rubinetto sempre aperto da un secolo, per capirci, e non pagano nulla perché è un diritto acquisito, anche se l'acqua sarebbe pubblica. Bene, io ho fatto una norma, che si sappia, in cui dico ti do fino a 200 euro per mettere una riduzione che costa poco niente,
contando sul senso civico dei nostri concittadini regionali, perché sai, tutti parlano di fare lo spreco d'acqua, quando fai la pipì non devi tirare lo sciacquone, fanne almeno 2, fate la doccia in 2, rubinetto, attento, quello, quell'altro, e poi sprechiamo 1 miliardo di metri cubi d'acqua dai questi pozzi artesiani che famiglie hanno a decine di migliaia nei loro giardini. 1 miliardo di metri cubi d'acqua corrisponde più o meno al fiume Isonzo in mezza piena e corrisponde al 20% del fabbisogno idrico dell'Italia. Ecco, quindi quando si fanno tanti slogan poi bisogna anche declinarlo in pratica. Perché non si è fatto nel passato, Marco? Per un motivo molto semplice. Quando il mio direttore anni fa chiese a un politico di allora, non ha importanza destra o sinistra perché qua non è una questione di schieramento, gli disse guarda che l'acqua è un bene prezioso, va tutelato. E visto che questi pozzi corrispondono a 40.000 famiglie, potenzialmente 100.000 voti, questo politico disse il bene più prezioso non è l'acqua, è il voto. E quindi, sai, andare a fare politica pensando non alle prossime elezioni, per quel punto non avrei fatto la norma, perché tutti quelli che li obbligo, che poi alla fine non essendoci sanzioni possono farne anche di fatto a meno, di ridurre l'acqua, perché ogni giorno diciamo che dobbiamo essere dei bravi cittadini e poi non lo fanno perché non ne frega di farlo, beh allora sai, conviene politicamente, se vuoi essere eletto la volta dopo, non farlo, e non l'ha fatto nessuno. Però se tu pensi, come penso io, come mi hanno insegnato i miei maestri quando da ragazzo ho cominciato a fare politica, sempre a destra, e mi hanno detto che bisogna pensare non alle prossime elezioni, ma una politica lunga, e che ti fai votare anche da chi non è ancora nato, cioè ti fai delle norme per cui nessuno ti potrà votare perché non è ancora nato, allora penso che questa sia la maniera migliore di fare politica. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Sono io. Prego. Buongiorno. Sì, sono Vladi, buongiorno. Ciao Vladi. Allora, è stato reso noto il risultato di questo fantomatico sondaggio per cui si è andato a interrogare la popolazione cosa ne pensa della cabinovia, no? Allora, è il risultato che meno di un quarto delle telefonate, di quelli che hanno ricevuto la telefonata, meno di un quarto hanno accettato di rispondere. E chi sono questi che hanno accettato di rispondere? Sono o una parte di indecisi o tutti quelli che erano manifestamente contrari all'opera. Per il semplice motivo che chi è favorevole all'opera, come il sottoscritto, lascia i suoi amministratori che esercitino le loro funzioni, le loro mansioni. Certi sondaggi lasciano il tempo che trovano, per cui diciamo esempio, adesso non mi ricordo perché non ho sotto mano, ma su 6.000 telefonate 1.500 persone, anche di meno, hanno accettato di rispondere. E quindi non si può dire il 74% ha detto sì, il 74% di quelli che già si reputano contrari, più qualche indeciso. Allora, non puoi fare 6.000 telefonate, accettare le risposte di 1.000 persone e di quelle 1.000 persone mi viene a dire che il 74% sono contrari. Questo non è un sondaggio, è una presa in giro, è chiaro, perché o mi parli di tutte 6.000, ma siccome nessuno di quelli che sono favorevoli accetta o ha accettato di rispondere, quindi è un sondaggio completamente farlocco. E in più, chiudiamo qua, non si può chiedere sempre a tutta una cittadinanza di dire la propria opinione. Sì, è giusto, è democratico, ma quando ci sono questioni tecniche, quando non è che uno parla con la pancia, quando ci sono questioni tecniche vanno affrontate dai tecnici, da chi ne sa qualcosa. Non Grazie. Da chi è un morale, non vuole il cespuglio o Dio mi Grazie, chiaro. Prego Scocimaro se vuole rispondere al telespettatore. No, beh, ha fatto delle affermazioni ovvie che valgono per la cabinovia, valgono per qualsiasi cosa. Insomma, se vale il principio, come ha detto quel signore
a inizio trasmissione, che era ieri a Rin con la maglietta Nuovo Via, che ha detto che non è legittimato questo sindaco perché è eletto col 20% dei voti di tutti i cittadini abitanti a Trieste, eccetera. Allora vale lo stesso principio anche per il sondaggio, quindi è un sondaggio di minoranza, quindi voglio dire, per amor di Dio, dopo le opinioni sono legittime, per amor di Dio, quindi siamo in democrazia, ognuno fa l'esercizio che deve fare, ognuno può manifestare liberamente. Io, sai, da piccolo, da ragazzino ero sempre in piazza col Fronte della Gioventù, quindi sono il primo, quando vedo dei giovani in piazza che manifestano per una loro idea, per un loro ideale, piuttosto che stare chiusi in casa a smanettare con gli smartphone, se le manifestazioni sono legittime e non violente, io sono sempre favorevole, anche se siano di destra ma anche se sono di sinistra. Allora, Scocimaro, volevo portare un attimo a livello internazionale per quello che sta succedendo in Medio Oriente, guerra in Iran, Israele colpisce impianti nucleari e siti militari. Devo dire che un po' tutti, insomma, ieri mattina ci siamo svegliati con queste notizie che chiaramente preoccupano, perché invece, diciamo così, di spegnersi quel fronte che era tra Israele e Gaza, la situazione si allarga. Il presidente Trump era stato tra l'altro allertato, l'unico a livello mondiale. Ieri tra l'altro è stata una giornata di contatti febbrili tra la Meloni e gli altri leader europei per prendere posizione, hanno parlato con Netanyahu, però è evidente che quella situazione, invece di spegnersi, si è infiammata ulteriormente, investendo l'Iran, che sappiamo una potenza nucleare. Sì, l'Iran è una potenza nucleare, è preoccupante per chi come me è studioso di storia. Ci sono delle pericolose analogie col passato rispetto a dei grandi conflitti bellici, ma l'unica cosa che in questo momento ci frena appunto un conflitto totale è appunto che ormai molti, come l'Iran, hanno le bombe atomiche, quindi sarebbe una cosa devastante, quindi anche il più scellerato capo di Stato dovrebbe meditare, perché una guerra convenzionale gravissima, con tutto quello che succede, tutte le guerre sono terribili, tutte le guerre, non solo quella di Gaza, anche a Gaza, anche le altre 56 che sono in giro per il mondo che nessuno si ricorda, e quindi è un problema notevole. Quello che a me così preoccupa un po' di più e comunque fa riflettere è la totale irrilevanza della Comunità Europea. Noi fino a 100 anni fa eravamo centrali nelle politiche mondiali, dettavamo le politiche mondiali, noi Europa, e fra le due guerre un po' meno. Dopo la Seconda Guerra Mondiale siamo stati gli ultimi 80 anni sempre più irrilevanti, arrivando a questa gestione dell'Europa, della Comunità Europea, che è totalmente irrilevante. Quindi non ha nessun... C'è qualche leader europeo che è più o meno autorevole, fra l'altro Francia e Germania molto deboli perché delegittimati dai cittadini. La nostra Giorgia Meloni, la mia leader del mio partito, indubbiamente, non è perché sono un iscritto e un dirigente del Fratelli d'Italia, ma è innegabile che ha una rilevanza internazionale, è forse il leader europeo, senza il forse, più autorevole a livello mondiale. Ma il problema non è tanto che l'Italia oggi è rispettata nel mondo, il problema è che l'Europa è totalmente rilevante e nel passato l'Europa era determinante in positivo e in negativo per tutte le politiche mondiali. Oggi siamo spettatori e contiamo meno due di briscola, è un problema. Allora c'è ancora una telefonata prima della pubblicità, pronto? Pronto, buongiorno, sono sempre Sergio io. Volevo dire, sempre di quello di prima delle fontane, volevo dire, le fontane del Palazzo della Regione hanno il circuito chiuso non si butta via l'acqua, e sono state riparate dopo le mie segnalazioni l'altro anno, e come ho detto prima sono state aperte con la Barcolana. Però dopo la Barcolana sono chiuse, e piazza Unità sarebbe bello averle funzionanti, perché se la Regione ha speso tanti soldini e, torno a ripetere, sono a circuito chiuso, non consumano acqua, dovrebbero essere accese. Punto è lì, e non so che problema ci sono. C'è alla Regione a aprire quelle fontane. Oltretutto noi abbiamo 4 fontane a Trieste che non funzionano da decenni, perché quella di piazza
Unità, e quella di Piazza Oberdan, e quella di Ponte Rosso, e quella di Piazzetta di Santa Lucia, e queste fontane non si sa perché sono belle da vedere, perché è una città turistica, oltretutto oggi, hanno le fontane funzionanti, solo qui da noi non si sa perché da decenni non funzionano. Va bene, grazie per il suo intervento, chissà se l'assessore fa un giro. Lunedì, quando vedo Federica, visto che quella è la sede di rappresentanza della regione, io ho l'ufficio via Carducci, farò l'attore della sua giusta osservazione. Bene. Tra l'altro la fontana di Piazza Unità, quella dei 4 continenti, dovrebbe essere ripristinata con dei lavori non da poco, con la ripavimentazione della nuova piazza. Questo è quello che almeno ha promesso il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Pubblicità e torniamo. Bentrovati ancora in diretta su Tele4, Sveglia Trieste, con noi l'assessore regionale dell'ambiente Fabio Scocimaro di Fratelli d'Italia. Poco fa parlavamo della situazione internazionale che poi ovviamente ci riporta in Medio Oriente, poi però sembra quasi non sia più, virgolette, di moda parlare della guerra tra Russia e Ucraina, che rimane lì con continue notizie rispetto a colloqui di pace, e poi mentre si parla di colloqui di pace arrivano i droni a bombardare l'uno o l'altra parte. È vero, ma confermo e non posso che ripetere quello che ho detto prima rispetto alla crisi medio orientale. Purtroppo la nostra Europa, come europea, è totalmente irrilevante, totalmente. Quindi nelle politiche mondiali contiamo meno delle 2 di briscola, come dicevo prima. È un problema grosso, perché mentre il Medio Oriente comunque è una cosa di una gravità inaudita, questa è alle porte di casa nostra, è dentro l'Europa questa guerra. Si pensava 80 anni fa, dopo il Trattato di Yalta, di aver diviso il mondo in 2, di aver garantito nel bene e nel male, in certi casi nel male, parlo all'est Europa, una convivenza. Oggi questo è tutto messo in discussione. Poi ci vorrebbe una trasmissione con storici ed esperti più bravi di me per andare a capire come è possibile che scoppi una guerra, anche perché non è che tutti i mali vadano da una parte. Tra l'altro questa guerra, come ho detto prima, ci sono altre 56 nel mondo, quindi voglio dire, bambini di Gaza tremendo, ma ci sono anche i bambini delle altre 56 nazioni in guerra, 56 focolai, manco nazioni, quindi sono molte di più, in guerra, che subiscono. Tutte le guerre sono tremende, tutte le guerre sono violenze, non c'è nessuno che vince, sono tutti che perdono alla fine, perché la guerra è tremenda, e ancora rispetto al passato c'è un'attenzione che prima non c'era, perché grazie ai media, grazie a tutte le informazioni e alla velocità anche dei soccorsi, rispetto al passato le cose tremende che noi vediamo erano ben peggiori, quindi immaginiamoci cosa succedeva nei decenni, nei secoli precedenti in caso di conflitto, una cosa che è inenarrabile. Meglio, per le persone non sensibili è meglio non dirlo. Quindi voglio dire, è una cosa molto grave. Tra l'altro in Ucraina noi vediamo l'informazione, io in questo sono molto laico, però ne parlavo con gli amici Fausto Biloslavo e Gianni Calessin, che sono i tuoi colleghi inviati in tutti i fronti di guerra, e allora Gianni Calessin era fra i pochi che guardavano la guerra dal fronte russo, perché non è che tutte le ragioni sono da una parte e tutti i torti dall'altra, c'è sempre un mix più o meno importante. Lui mi ha detto, sai, noi inviati occidentali in Russia eravamo in 20, comunque un numero che contavi veramente sulle dita di una o due mani, no? Di due persone, qualche mano, insomma. Dall'altra parte, anni fa, in Ucraina ce n'erano 11.000, quindi sai, poi l'informazione comincia anche a essere sbilanciata, sai, 11.000 giornalisti da una parte del fronte e qualche decina, se tutto va bene, dall'altra. Perché anche l'informazione mi raccontava che a un certo momento, proprio su Rai, non so su che palinsesto o Mediaset nazionale, hanno dato una notizia in cui c'erano coi telefonini, le signore che piangevano nei bunker, i bambini che non escono, la gente che muore di fame. Allora, visto che Gianni Calessin, triestino, era dall'altra parte del fronte in Russia, no? È uscito in strada e ha detto, ma dov'è sta roba? E lì è uscito in strada e c'erano i bambini che giocavano nei parchi.
le mamme con le carrozzelle, i supermercati tranquillamente aperti con le vecchiette e i vecchietti che andavano, e le famiglie andavano a fare la spesa. E dice, ma dov'è quello che hanno descritto? Quindi sai, anche l'informazione va valutata poi sul campo, e non sono tanti i giornalisti che vanno sul fronte di guerra come Gian e Fausto a portare le notizie effettivamente come stanno, da una parte del fronte e dall'altra parte del fronte. Quindi anche in quel caso è un problema non da poco, e le ragioni e i torti non stanno tutti da una parte e gli altri dall'altra. Allora, la telefonata da casa, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno? Pronto? Vabbè, niente. Ok, allora, ci sono tante... Parliamo di cose belle, parliamo dell'Unione? Come? Parliamo dell'Unione che si è scritta in Serie C. Beh, insomma, con 9 punti di penalizzazione. Sul resto, insomma, diciamo che c'è ancora da lavorare, c'è ancora parecchio da lavorare. Allora, le chiedono come procede la transizione ecologica e la sostenibilità energetica verde in Friuli Venezia Giulia. Sarà possibile un modello integrato, moderno e efficiente di gestione dei servizi ambientali in Friuli Venezia Giulia, scrive Stefano? A Stefano lo confortiamo perché siamo fra le prime in Italia e in Europa ad attuare quella che sono le direttive di transizione verde e transizione green. Io ancora qualche anno fa, nel primo mandato Federica, nel Federica 1, portai a tutto il Consiglio regionale, chiedendo a tutti, destra e sinistra, di partecipare a un progetto che vada, come dicevo prima, a lungo termine, oltre il nostro mandato, ormai siamo il secondo, ma anche a quelli che verranno dopo di noi a governare la regione, per arrivare a anticipare di 5 anni il Green Deal europeo, però facendo politiche ecologiche sostenibili, non abbaiando la luna e poi non facendo nulla di pratica, o addirittura fare delle leggi folli in cui fra 9 anni dovremmo eliminare le produzioni di macchine a scoppio, che l'ultima generazione inquina poco o niente, la filiera è molto ecologica, e andare sulle macchine elettriche prodotte tutte in Cina, con le batterie in Cina, e che nel ciclo produttivo utilizzano il carbone e cose di questo tipo. Quindi alla fine, nella sommatoria dell'inquinamento a livello mondiale, è uguale o superiore a una macchina tradizionale di ultima generazione che consuma e inquina molto, molto meno, circa 10 volte meno le macchine che avevo io da ragazzo, la 500 e cose di questo tipo. Quindi siamo agli antipodi rispetto a quello. E quindi noi stiamo facendo delle politiche ambientali che vanno in questo senso, anche per quanto riguarda la produzione di energia verde. Abbiamo fondato la FVG Energia SPA, che avrà appunto il compito di accompagnare tutte le aziende e i cittadini verso questo che è la produzione di energia pulita. Abbiamo normato primi in Italia, aver fatto una legge non impugnata dal governo per andare a regolamentare i parchi fotovoltaici, cioè non metterli per esempio sui campi agricoli. Se va su un campo agricolo deve ospitare sotto, quindi avere delle distanze molto importanti fra un pannello e l'altro, e sotto delle coltivazioni, comunque privilegiando, grazie anche alla società regionale di energia, le superfici dismesse industriali, ma piuttosto quelle militari. Noi abbiamo un numero importante di siti militari dismessi. Noi negli anni della guerra fredda avevamo 1/3 delle forze armate nella nostra regione, quindi là bisogna fare l'impianto fotovoltaico. Quindi politiche in questo senso, e stiamo lavorando in questo. Poi, fra l'altro, se mi permettete, io non è che mi piace vantarmi chi sulla si imbroda, ma ricordo che la qualità della vita di Trieste è aumentata grazie a qualcuno che faceva l'assessore all'ambiente, che lo fa tuttora, cioè il sottoscritto, che proprio qui a Tele4, nell'estate del 19, fra gente che mi sbertucciava, dissi che stavo lavorando sotto traccia per chiudere e riconvertire la ferriera. Lo facemmo e lo annunciamo proprio qui nell'agosto del 19, dopo pochi mesi venne chiuso l'altoforno. Quindi senza tanti annunci, andare nel pratico a cambiare in maniera radicale la vita dei servolani in primis, ma di tutta la città comunque. Quindi penso che, bene o male, portando delle politiche serie, con un ecologismo dal volto umano e non quelli tipo ultima generazione, vanno a imbrattare i monumenti, o come Greta Thunberg che fa finta di portare gli aiuti a Gaza con una barca a vela di 20 metri che può portare aiuti a 1 o 2 famiglie, tutto va bene, no?
e quindi andare a fare queste sceneggiate indegne, quindi hanno fatto bene gli israeliani a intervenire e rispedire la casa, anche perché in altra maniera si aiutano le vittime delle guerre. E poi vorrei ricordare a Greta Thunberg e a tutti i gretini che la seguono che non ho mai speso una parola del 7 ottobre della strage degli israeliani fino alla risposta israeliana di rappresaglia nei confronti di Hamas. Non ho mai sentito uno di loro esprimere una parola di cordoglio per i bambini, per le donne seviziate, torturate, violentate dai palestinesi di Hamas, e che questi tranquillamente sono dimenticati. Allora, altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Prego signora. Buongiorno, volevo chiedere a Scoccimarro che dopo ha avuto come si dice, i 100 giorni insomma di fermo della cabinovia, 70 giorni di bora e 30 di manutenzione, quanto verrebbe a costare la corsa, il biglietto a noi residenti e quanto verrebbe costare il biglietto agli esteri, ecco. Ai foresti. Va bene. Sì. Allora no, domanda che dovete rivolgere al Comune e alla Trieste Trasporti, che presumo gestirà la cabinovia. Io penso che varrebbe anche per il tram, secondo me, questo. Quando hai un mezzo che è ibrido, nel senso che puoi usarlo per trasporto normale e anche turistico, come a Venezia, hai due tariffe diverse, una per i residenti, no? E una per i turisti o chi viene saltuariamente nella nostra città, come facciamo noi a Venezia, perché prendere il vaporetto a Venezia costa un botto, perché non è che te lo regali per 7 euro, quanto costa 8 euro, comunque, ecco. Mentre per i veneziani mi pare costi 1,5 di euro, no? Quindi io non vedo perché non si possa fare altrettanto come da noi. Però ripeto, sono opinioni in libertà, dette qui a Tele4, non è mio compito gestire questo, ma spetterà a chi dovrà governare il giorno che verrà realizzato questo manufatto. Ancora una telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Prego. Prego signora. Allora, mi scusi, sto telefonando da Trieste naturalmente. Dottor Scoccimarro, sì. Io avrei un grande desiderio di chiederle, un grande piacere. Sì. La sanità, sia a Trieste che a Udine e a Monfalcone, è un disastro. Io ho due persone adesso, in questi giorni, una cosa terribile per tutte e due. Nello specifico? Nello specifico. Allora, Monfalcone, una mia amica è stata portata a Trieste solamente da Monfalcone per fare una coloscopia. Naturalmente arriva a Trieste con la Croce Rossa, col medico, con tutto. Assurdo anche questo, perché vabbè, erano condizioni molto gravi. Gli fanno la coloscopia, poi la rimandano a Monfalcone. Questa signora, questa donna, è da mesi che va da un ospedale all'altro in continuazione e continua ad avere fino a oggi un virus persistente dovuto che l'ha preso in qualche ospedale. Adesso dovrebbero dimetterla. Non mi sembra una buona situazione. Uno, mio fratello a Udine accudisce mia cognata da 20 anni, 25 anche, sì, siamo nel 25, sì, con una paresi quasi totale, solo la parte diciamo superiore del corpo, usa le mani, parla in continuazione, tutto quest'altro. Ha chiesto, dopo, ma mi sembra dopo 10 anni, un po' che si chiama sollievo, la portano alla quiete, disastro completo. Lui si è permesso in questo periodo del sollievo
di andare a trovare in Francia i miei nipoti, le figlie. Bene, è ritornato un disastro. Questa donna, se un poco era capace di aiutarsi per aiutare mio fratello a tirare lassù da un posto all'altro, adesso invece le gambe sono inesistenti. Questa forza l'ha persa completamente. Un'altra cosa ancora peggio, gliela consegnano il giorno che lui è arrivato dalla Francia, gliela consegnano con la Croce Rossa. Una donna che ha bisogno estremo della carrozzina. Dalla Quiete la mandano a casa con la Croce Rossa, senza la carrozzina. Adesso lei mi spieghi come funziona in generale, con questi due casi, la sanità in Friuli Venezia Giulia. Mi scusi tanto se ho disturbato, però io confido in lei non so, di controllare, di far controllare un poco di più certe strutture che non funzionano assolutamente bene. Almeno un piccolo aiuto a persone che sono gravemente ammalate e che non riescono a trovare nelle sedi più opportune una soluzione. Adesso signora, grazie per la sua segnalazione, le mando anche un forte abbraccio. Sì, anch'io. È difficile. Allora, casi distinguiamo le cose. Allora, specifici. anche da parte mia, grande solidarietà, un abbraccio alla signora che ovviamente ha visto le cose dalla sua prospettiva. Non abbiamo le cartelle cliniche, non sappiamo cosa è successo. Io posso solo dire che tutto è perfettibile, anche la sanità talvolta può avere dei piccoli nei. Ma nel caso specifico, anche nel caso del controllo della coloscopia urgente che i medici l'accompagnano, non mi sembrava proprio un gran disservizio, anzi, se uno ha un'urgenza, ti prendono la coloscopia rossa, ti portano a fare il controllo laddove è disponibile in quel momento la coloscopia, non è che possono buttare in strada uno che la sta facendo per farla fare urgentemente a un altro, quindi correttamente prendono la Croce Rossa e la portano nel posto più vicino dove c'è quindi tutto gratuitamente. Non so quanti paesi al mondo, a parte Svezia e pochissimi altri dove paghi le tasse ancora peggio delle nostre, hai un servizio diverso da questo. In America, se c'è una roba del genere, puoi tranquillamente cominciare a pensare a fare testamento. Ecco, per capirci, da noi no. Non voglio dire che tutto va bene, perché tutto è perfettibile. Posso dire che nella sanità regionale si investe il 60% del bilancio regionale, dei soldi dei cittadini. Se investissimo il 70% e quindi riducendo gli altri servizi, la famiglia, le persone, tutto il resto, alla scuola, non penso che telefonate come queste non ci sarebbero più, perché comunque qualcosa. Poi bisogna, ripeto, vedere dal punto di vista specifico, documenti alla mano, e sentire anche la controparte. Che sia un disastro la sanità regionale non me lo sento di dire, assolutamente. Che poi ci sono dei casi in cui qualche volta qualcosa va storto, sta nell'essere umano, però ripeto, non bisogna vedere specificatamente cosa è successo. Comunque nel complesso io penso che con delle criticità certamente da risolvere si stia facendo veramente un servizio importante al cittadino. Io per fortuna non ho cose importanti da andare nella sanità, però ogni qualvolta da fare un controllo, una verifica, io faccio sempre tutto l'iter del normalissimo cittadino e devo dire che non è che mi trovo tutte queste problematiche di fronte, e soprattutto sono tutte gratuite o paghi il ticket. Poi se uno non ha i soldi non paga neanche il ticket, cioè voglio dire, non mi sembra una cosa particolarmente drammatica, però rispetto giustamente la signora telefonata che magari avendo molte fragilità in casa magari vede le cose con una prospettiva così di questo tipo.
non possiamo giudicare un caso clinico che non abbiamo l'evidenza e la contezza e non abbiamo neppure la controparte medica che ci spiega le patologie. Non si può neanche avere l'ospedale sotto casa per fare la coloscopia, perché una regione piccola come la nostra, 1.200.000 abitanti, non può avere sotto casa il pronto soccorso più possibile, certamente. Per gli ambulatori più possibile certamente, ma operazioni importanti secondo me quando ce n'hai una in regione che è un'eccellenza va bene così. Ecco, io penso che tutti noi vogliamo, l'ho detto a Tele4 a Ring, io per mio figlio quando è nato ho voluto un'eccellenza e l'ho fatto nascere al Burlo Garofalo. Ha avuto un problema, agli ultimi secondi del parto si stava soffocando col cordone ombelicale e i battiti diminuivano e i medici e gli infermieri, a cui va il mio ringraziamento, tutta la vita, in pochi secondi, neanche alla Ferrari col pit stop, sono riusciti a fare un cesareo e a salvare mio figlio. Quindi io vorrei andare sempre nelle eccellenze, che siano al Burlo, che sia un'operazione al polso a Pordenone, che sia un'operazione al gomito a La Tisana, però vado volentieri alla Tisana se devo farmi i legamenti del braccio, piuttosto perché so che lì c'è l'eccellenza, vado volentieri se fossi abitante a Udine c'è anche un bel centro d'eccellenza, se sto a Tarvisio preferisco andare a far partorire mia moglie a Udine o piuttosto da Monfalcone la faccio partorire al Burlo perché so che sono un'eccellenza. Ecco, quindi il fatto di dover spostare un malato da un ospedale all'altro con la Croce Rossa e con i medici, peraltro titolo totalmente gratuito, non mi sembra, non parlo da assessore, da cittadino e da appunto utente della sanità pubblica, una cosa particolarmente grave. C'è ancora una telefonata a flash perché poi chiudiamo questa prima parte. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Per eccellenza bisognerebbe evitare di fare l'ogovia, perché sì. a Venezia la ogovia è stata prima fatta con pochi soldi perché era piccola e poi è stata smantellata, quindi farà la stessa cosa anche a Trieste. Vabbè, non sapevo che c'era l'ogovia a Venezia. Piantatela lì, piantatela con questa. Ma dov'è, mi scusi, dov'è l'ogovia a Venezia che ci è sfuggita a tutti noi? Sul ponte Calatrava, anni c'è fa, 5 anni fa. L'ovovia. Vabbè. No. È sicuro lei, no? Non era realtà o se l'è sognata? Sul ponte di Calatrava. Io non l'ho mai vista. Via sul Calatrava, avanti. Avanti, non c'è mai stato. Indietro, ma insomma, possiamo andare avanti e indietro sul ponte di Calatrava con tutte le critiche che possiamo fare all'architetto, però il ponte io non l'ho mai visto. Tu Marco? Il ponte l'abbiamo visto, l'ovovia non l'abbiamo vista su Calatrava. Allora. No, Ovovia si chiamava Ovovia. A Calatrava, sul ponte di Calatrava, Piazzale Roma. L'ha visto solo lui. Ma si informi un po'. No, io vado a Venezia sempre e non l'ho mai vista. Non so. L'unica cosa che Marco trovo è la cabinovia per collegare Venezia alla... Silenzio un attimo. Io l'unica cosa che trovo è la cabinovia per collegare Venezia all'aeroporto, un progetto della SAVE, cioè che sarebbe una cabinovia che collegherebbe l'aeroporto, che tra l'altro è in laguna, l'aeroporto di Tessera, con Murano e con Venezia. Questo è un progetto. Mi sa che il nostro amico non va mai a Venezia perché sul ponte di Calatrava, che si trova in Piazzale Roma, no? Non ha mai avuto nessuna, anche sarebbe mettere una nuova via là effettivamente sulle calli di Venezia sarebbe veramente una roba che neanche penso a... Questa è l'unica progetto, neanche a Disneyland farebbe una roba dall'aeroporto che effettivamente quando atterri esci sei in laguna con la cabinovia direttamente fino praticamente al centro di Venezia. Anche questa è una cosa, devo dire, abbastanza interessante. Sì, ma su Calatrava nessuno ha mai visto l'ovovia. Va bene, grazie all'assessore Scoccimarro. Grazie a voi, buona giornata. Ci fermiamo a tra poco per la seconda parte di trasmissione. Bentrovati con noi Laura Famulari del Partito Democratico, consigliere comunale, bentrovata innanzitutto. Buongiorno e buongiorno a tutte e a tutti. Allora, al di là di tutto il resto, come immaginerete, insomma, tiene banco
questo tema della cabinovia. Laura Famulari ha partecipato al dibattito, ha fatto anche una serie di interventi. Il problema è che al di là della variante urbanistica, qua il comune rischia lo stallo sostanzialmente, perché siamo a 4 osservazioni, 5 ieri sera su 37 dopo, diciamo, il compattamento, e qua si rischia di andare avanti anche un mese potenzialmente a questo ritmo. Anche di più. Come si risolve? Come si risolve? Beh, qui innanzitutto c'è una questione di merito, di fondo, poi magari avremo occasione di parlarne se è di interesse, e anche un problema di metodo, perché il fatto di andare a sviscerare osservazione per osservazione fatta dai singoli cittadini che meritano il riconoscimento dei diritti, della loro dignità e il rispetto anche per la situazione che rischiano di subire, perché parliamo di espropri, parliamo di impianti che passano limitrofi alle loro case, parliamo di danni economici importanti perché evidentemente le proprietà si deprezzano. E quindi ci sono anche stati casi di alcuni preliminari che sono saltati. Il fatto di non averne potuto parlare in modo così analitico in commissione ha fatto sì che divenga necessario farlo in Consiglio Comunale. Purtroppo questa è stata una scelta che ha fatto il centrodestra, che secondo me ha completamente sbagliato, perché evidentemente se questo lavoro fosse stato fatto in commissione, in Consiglio Comunale si andava un po' di più sulle questioni relative al dibattito generale e sulla variante in sé. Invece siamo stati costretti ad intervenire, ognuno di noi poi ha il diritto e il dovere di farlo, sulle singole osservazioni, che come sapete sono moltissime, e quindi probabilmente la cosa si prolungherà. Io credo che un altro problema di metodo, anche questo corrisponde evidentemente ad una scelta politica, è che questa discussione si fa sub iudice, cioè pendono ancora dei ricorsi davanti al Tribunale amministrativo regionale, e forse era opportuno attendere l'esito prima di andare a discutere questa variante in Consiglio Comunale. E quindi io penso che sia sbagliato dover affrontare questo dibattito fino al pronunciamento del giudice, fino alle sentenze. Allora, sentiamo la telefonata da casa. Pronto? Buongiorno. Pronto? Prego, chi è in linea può parlare, prego. Niente, non c'è? Va bene. Sì, c'è. Buongiorno. Sento un ritorno. Va bene, chiudiamo la telefonata e andiamo avanti. Allora, volevo far vedere a Laura Famulari il servizio relativo a quella che è stata la conferenza stampa diciamo dei capogruppo di maggioranza assieme al sindaco, proprio relativamente a questo stallo, diciamo, secondo il centrodestra del Consiglio Comunale, così poi facciamo replicare anche Famulari, così come ieri abbiamo sentito i pareri di Russo e di La Terza, due esponenti, insomma, dell'opposizione. No sulla palestra, no sul portovivo, no sulla cabinovia, no sulla scuola. Allora io penso che questo modo di far consiglio, di far politica, non penso che sia più tollerabile. No, non si può stare 4 giorni per fare 2 osservazioni, non si può stare, insomma, no? Oggi 2 osservazioni abbiamo fatto finora, no? Quindi capisco tutto, però questo è davvero vergognoso, soprattutto per la città. Stiamo, come è stato detto, mantenendo qui dei dipendenti comunali, ma anche abbiamo delle altre delibere importanti che dovremo affrontare. Questo stiamo bloccando i lavori di tutto il Consiglio Comunale. Perché di fronte a noi abbiamo anche altre scadenze, come è stato già detto dai miei colleghi capogruppo, con cui stiamo condividendo questa esperienza, che per l'amor di Dio non ci spaventa, non è questo il tema, ma abbiamo l'obbligo di dire alle persone che di fronte a noi ci sono invece scadenze importanti che ricadono poi sulla vita dei cittadini. Le voci dei capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale sono chiare. Il Comune di Trieste rischia lo stallo a causa del dibattito in aula sulla variante per il progetto della cabinovia Mare Carso. Un'analisi politica che rischia di durare settimane, se non addirittura mesi al ritmo attuale, considerando che si sono affrontate appena 2 osservazioni nei primi 4 giorni di Consiglio sulle 3.000 arrivate a Palazzo Cheba da parte dei cittadini, con una ripetitività di argomenti palese per chi segue gli streaming in diretta del dibattito. Intanto, in
Importanti provvedimenti come la variazione di bilancio, la cosiddetta manovra estiva, rischiano di rimanere al palo. All'interno del documento c'è anche l'iter per la nuova piscina terapeutica. Abbiamo accorpato le votazioni perché è il diritto di una maggioranza a portare al voto un provvedimento, poi il voto potrà essere favorevole o contrario, ma nessuno ha il diritto di bloccare una città intera. Io vi do solo un dato: una versione di bilancio da 36 milioni di euro che serve alla città e che è ferma per la minoranza del non sepolto. Dunque, che fare? L'input arriva dal consigliere comunale Lorenzo Giorgi di Forza Italia, che ricorda quando il sindaco di centrosinistra Roberto Cosolini mandò in approvazione il bilancio comunale in pieno autunno, dopo essere stato messo a dura prova dal patto di stabilità, e l'opposizione di centrodestra trovò una quadra per non pregiudicarne l'approvazione, presentando un unico emendamento. Ne abbiamo presentato uno perché la necessità era approvare quel bilancio nonostante fosse in ritardo di 10 mesi, perché la città aveva necessità di lavorare. Questo è il concetto di fare opposizione con testa. Un emendamento. Questo è il modo di lavorare. La palla ora passa al centro-sinistra per capire se una quadra sulle tempistiche è possibile oppure no. Allora, qua andiamo a raccontarla in modo completo, perché Laura Famulari era l'assessore delle politiche sociali, giusto? Sì. Della giunta Cosolini, quindi si ricorda quei fatti. Tra l'altro fu, se non sbaglio, l'approvazione di quel bilancio siamo ritardata, eccetera, fu proprio quell'anno complicatissimo, conseguente al patto di stabilità, gli amministratori sì, non avevano i soldi, insomma era un anno complicato, al di là di Cosolini di Piazza, era un momento complesso. È stato un momento complesso e da allora in poi lo fu, ma voglio ricordare che in tutti i bilanci, da quello e in quelli successivi, si trovò sempre un dialogo con l'opposizione, però accogliendo dei loro emendamenti anche in termini economici corposi. Quindi è un tema completamente diverso questo, e a parte il fatto che io non condivido che ci sia una posizione di stallo a causa dell'opposizione, perché viva Dio, hanno la maggioranza, si sono votati tutti, tutto, sempre, se hanno problemi di presenza o di numero legale, queste sono questioni interne a loro. Se hanno problemi di disaccordi all'interno della maggioranza, come sull'asilo di Roiano, che si è bloccato per questo, perché si è bloccato, certo noi abbiamo fatto opposizione perché siamo contrari alla privatizzazione dopo aver investito 5 milioni di denaro pubblico, perché questo è il tema, cioè noi affidiamo e diamo a un privato un bene costruito con il denaro pubblico, quindi non ci è piaciuto tutto l'escursus, però è bloccato perché non c'è accordo nella maggioranza e non sanno come venirne fuori. Quindi attenzione che ci sono dei problemi interni che la maggioranza cerca di scaricare sull'opposizione. In questo caso mi sembra, davanti ad un'opera che la cittadinanza non vuole costruire, non vuole utilizzare, non vuole pagare, le cui conseguenze non vuole che paghino le future generazioni, ci sia un dibattito sui singoli aspetti. Se loro sono stufi di sentire le stesse cose, a parte il fatto che a me sembra che non le stiano proprio ascoltando, infatti chi magari ha guardato in diretta streaming o ha letto qualcosa sul dibattito, non ci sono interventi, sì, mi rendo conto che può essere piuttosto noioso, però non ci sono interventi da parte della maggioranza, quindi non c'è proprio la volontà di dibattere su questo tema. È noioso, però è parecchio acceso, è diciamo. parecchio acceso. Non lo definirei noioso. Anzi, ci sono momenti, sì, è vero, questa volta è vero. Cioè, il sindaco stesso dichiara: io sono convinto che sia una cosa buona per la città, la voglio portare avanti e la porterò avanti, e che quindi si prestino a quelle che sono le dinamiche della democrazia, perché io vorrei precisare che non si tratta di ostruzionismo nel senso deleterio del termine, così come è stato detto, si tratta di riconoscere il diritto ad ogni singolo cittadino che ritiene di poter essere leso nella sua proprietà, nella sua situazione di vita, perché ci sono cittadini che parlano anche di danno, che si preoccupano del danno ambientale, del danno per la collettività, ma anche del danno psicologico che subiscono, perché io vorrei vedere ciascuno di noi, dopo aver messo da parte i soldini, pagata la rata del mutuo mese per mese, no? E aver finalmente messo su la propria abitazione, vedersela espropriare, svalorizzare in modo importante, perché è evidente che cambia completamente, insomma, il valore del bene, o ritrovarsi in una situazione di un bene dimezzato, in una situazione anche paesaggistica completamente alterata, perché qui c'è un tema anche di danno ambientale, e su questo, oltre al fatto che molte singole osservazioni sono concentrate, è concentrata anche la nostra attenzione, la mia in particolare. Io sono molto contraria al disboscamento, alla deforestazione, non solo per la cosa in sé, per il valore
che gli alberi e che la vegetazione hanno in sé per la situazione florifaunistica, ma anche perché sappiamo benissimo che in pieno cambiamento climatico i fattori che incidono sullo stesso sono molteplici e uno di questi, questo è scientificamente riscontrato, è anche la deforestazione, che in questo caso non sarebbe secondaria. Parliamo di 1143 alberi, se non vado errata, non sono pochi, che andrebbero ricostruiti circa a 11 km di distanza in comuni con cui non sembra peraltro siano stati presi ancora i relativi accordi. E capite bene come a 11 km di distanza non si ricrea un habitat naturale e siccome questo può provocare anche dilavamenti ed è una zona a rischio frane, come lo stesso comune in alcuni documenti ufficiali riconosce, c'è un documento che si chiama PAESC che abbiamo votato in Consiglio Comunale, che è proposto dal centrodestra, quindi sottoscritto da loro e dagli assessori competenti, mi pare l'assessore Savino, era l'assessore che all'epoca era competente sulla materia, che dichiarano che quell'area è sottoposta a rischio frane, che dichiarano per esempio che c'è un incremento della bora nel corso del tempo e che andrà anche ad aumentare, lo descrivono proprio con una curva, quindi parliamo di 30-60 giorni più le giornate di funzionamento in cui loro dicono delle giornate di fermo per la risistemazione, per la manutenzione, e se cadono in giornate di bora voglio vedere come fanno la manutenzione con la bora. Insomma, ci sono tanti problemi che noi vogliamo riaffermare per far sorgere qualche dubbio o, come dire, suscitare anche qualche perplessità all'interno di qualche consigliere di maggioranza che nel votare questa delibera si assume delle grandi responsabilità che riguardano tutta la collettività, che peraltro non solo nell'ultimo sondaggio ma anche in altri sondaggi precedenti, ed è questo un po' quello che si sente in città, è per la gran parte contraria all'ovovia. Abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Giovanna. Ciao Giovanna. Io sono d'accordo con la signora Formulari, però non sono riuscita a parlare prima col signor Scocimaro per ricollegarmi alla telefonata della signora precedente. Buongiorno, sono Giovanna. Sì, abbiamo sentito tutto, deve abbassare il volume della TV e parlarci solo al telefono. Subito. Solo al telefono, Ecco, va bene. abbasso. Vai Giovanna. Non sono riuscita a parlare prima quando c'era il signor Scocimaro perché volevo collegarmi alla telefonata della signora precedente. Io 6 anni fa sono stata, adesso mi sente? Sì, signora, vada avanti. 6 anni fa. Allora, 6 anni fa sono stata operata a San Donato di Piave al ginocchio destro. Questa volta, giovedì prossimo, devo essere operata nello stesso posto al ginocchio sinistro. L'altra volta mi hanno chiesto l'ambulanza per portarmi da San Donato di Piave alla Pineta del Carso, mi hanno chiesto 100 euro l'ambulanza. Questa volta mi hanno chiesto, per lo stesso tragitto, che dura circa 1 ora e un quarto, la bellezza di 290 euro. Lei mi spiega che sanità è? Io sono stata fatta, perché è una cifra enorme. Poi, non so, volevo dire appunto la sanità, come diceva giustamente il signor Scocimaro, è sempre peggio. Ecco, volevo solo dire questo. Grazie. Signora, grazie per il suo intervento, intanto in bocca al lupo per l'operazione ovviamente, Esatto, un abbraccio. Lei si concentra insomma, sul costo dei trasporti in ambulanza, visto che deve operarsi diciamo, fuori sede o comunque dove ci sono gli esperti in materia, diciamo così. Sì, vabbè, mi fa piacere da un lato, mi fa amaramente sorridere dall'altro che l'assessore Scocimaro, io non l'ho seguito, ma insomma abbia fatto questa dichiarazione, perché loro sono anche al governo della regione Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo un sistema sanitario diciamo autonomo rispetto al resto del Servizio Sanitario Nazionale e quindi le responsabilità, non dico le cause perché è evidente che le cause sono complesse, le cause di questo disastro sono complesse, però in questo momento la responsabilità politica ricade sulla giunta di centrodestra, insomma sono al governo da tantissimi anni e se la situazione va via via peggiorando anziché migliorare, evidentemente c'è un problema di scelte politiche / manageriali che non vanno nel verso giusto. L'appello che io mi sento di fare è che dobbiamo sempre in tutte le sedi riconoscere il valore della sanità pubblica,
perché il declivio verso la privatizzazione, che viene da lontano e viene fatto in tanti modi, e mi spiego, adesso potrei far arrabbiare tanti statali, ma io sono una statale e quindi mi assumo la responsabilità di quello che dico, peraltro non vale nel mio caso, ma statali, enti locali, molti hanno dei contratti collettivi nei quali è previsto un welfare integrativo, cioè la possibilità di un riconoscimento di somme per la sanità privata. E qui forse faccio arrabbiare anche i sindacati che hanno sottoscritto questi contratti collettivi, perché sembrerebbe che dal punto di vista complessivo nazionale queste somme cubino intorno ai 5 miliardi di euro. Questo significa che 5 miliardi di euro del bilancio dello Stato sono sottratti alla sanità pubblica. Sono queste le scelte, anche queste le scelte, che ci portano verso una deriva che poi porta a costi insostenibili per le famiglie. Stiamo attenti, perché il modello è un modello argentino, no? Dove esiste solo la sanità privata. Se non hai un'assicurazione privata e con il tuo ospedale di riferimento non ne vieni fuori, dove ormai sono privatizzati tutti i pronto soccorsi. Anche in Italia abbiamo alcuni esempi in questa direzione. Sono direzioni pericolosissime. Cioè questo è un elemento di fondo che dobbiamo ricordarci tutti, al di là dell'appartenenza politica. Purtroppo ci sono stati tanti errori in questo senso, tante sottovalutazioni che hanno portato un po' in parte a questa situazione. Però l'assessore Riccardi e la giunta di centrodestra devono assumersi la responsabilità politica di questa situazione. Allora, ci fermiamo un istante per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco ancora con Laura Famulari. Allora, bentrovati ancora in diretta con Laura Famulari del Partito Democratico, consigliere comunale. Volevo far vedere alla Famulari, siccome si dibatte anche tanto di questo anche a livello nazionale, no? Sul famoso tema del terzo mandato. Ieri, in un convegno che c'è stato in quel di Sacile, abbiamo sentito il Presidente della Regione Fedriga intervenire nuovamente sul tema in un dibattito che vede Tajani che ha detto no al terzo mandato, Salvini che dice bisogna decidere, Fratelli d'Italia che ha posizioni differenziate, e poi sentiremo ovviamente anche quella del Partito Democratico. Ma andiamo a risentire il servizio con il Presidente e Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il quarto servizio dalla scaletta di ieri sera, se mi aiutate da parte della regia, così lo vediamo assieme. Non lo vedo in preview, c'è qualche problema? Ditemi. Un attimo solo, allora, evidentemente momento di impallamento informatico. Tra l'altro di questo ha riferito ovviamente questa mattina anche il quotidiano Il Piccolo con un articolo che dà il sapore di posizioni differenziate. Lollobrigida apre al terzo mandato, pronti al confronto su base nazionale, il capo delegazione di Fratelli d'Italia nel governo è possibilista, le regole elettorali devono essere uguali per tutta Italia. Vediamo il servizio. La posizione che abbiamo espresso è sempre stata molto chiara, pensiamo che quando scelgono i cittadini è sempre un vantaggio per la democrazia e una comunità. È netta la posizione del Presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga sulla possibilità del terzo mandato per i governatori di regione, un tema che inizialmente ha creato dissapori nella maggioranza di centrodestra al governo, per poi trovare punti di incontro, di dialogo o comunque l'apertura a un confronto, come conferma anche il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che assieme a Fedriga ha partecipato a un evento a Sacile. Diciamo che quando c'è una richiesta di discuterne da parte delle regioni, un dibattito aperto, noi siamo sempre pronti a parlarne. Chi ha sempre arricciato il naso sentendo parlare di terzo mandato è Forza Italia. Non penso che Forza Italia abbia espresso la sua posizione dicendosi però anche disposta a discutere, e questo secondo me è la via che una maggioranza deve tenere, seppur partendo da posizioni diverse una sintesi penso si possa trovare. Chi invece nelle scorse ore si è espresso in maniera chiara è stato il neo vice segretario federale della Lega Roberto Vannacci, vera voce fuori dal coro per il popolo leghista, quando nel recente incontro a Belluno ha dichiarato che le leggi vanno rispettate e che non si possono cambiare le regole in corsa sotto elezioni, altrimenti il terzo mandato figurerebbe come legge ad personam.
Prendiamo atto della posizione personale di Vannacci, il Consiglio federale della Lega si è espresso in modo molto chiaro a favore dell'introduzione del terzo mandato. Non puoi mettere tutte assieme. Eccoci qua, allora queste le parole di Fedriga che continua diciamo nella sua posizione chiaramente favorevole, Lollobrigida aperto, c'è Tajani che dice però Forza Italia è contraria, insomma una situazione effervescente da questo punto di vista. Il PD cosa dice? Il PD dice che evidentemente il terzo mandato è il tema che sta provocando la crisi di maggioranza attuale, ma anche questa è tutta una questione tra di loro, nel senso che non riescono a mettersi d'accordo. Evidentemente noi dal punto di vista formale non lo condividiamo, anche perché, voglio dire, terzo mandato significa 15 anni al potere, insomma. Dal punto di vista democratico non è proprio brillante come modello, però evidentemente in un momento difficile come questo dal punto di vista politico generale, con i problemi che ci sono in Italia, perché anche dal punto di vista economico non è che stiamo brillando, con i problemi che ci sono nel Friuli Venezia Giulia, perché il nord-est è quello che cresce meno in rapporto rispetto al nord-est-est della nostra regione, rispetto all'economia del nord Italia. Insomma, forse comincerei a preoccuparmi di qualcos'altro e metterei da parte, se il mio interesse fosse davvero quello di fare il bene dei cittadini, non il bene del mio terzo mandato, forse inizierei a preoccuparmi di altro e chiuderei questa partita che sta veramente nauseando un po' tutti. Allora, c'è ancora una chiamata, la sentiamo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno Stabile, sono Diego. Ciao Diego. Io avrei due quesiti da sottoporre alla vostra ospite. Ecco, il primo riguarda le recenti fibrillazioni all'interno del Consiglio Comunale, legati in particolare alla cabinovia e che di fatto stanno bloccando i lavori dell'Aula. Ecco, io vorrei sapere dalla vostra ospite una sua analisi personale su quello che sta succedendo in Comune. Il secondo quesito invece riguarda lo stato dei lavori dei topolini, perché dopo 2 stagioni 3 o 4 topolini credo non sia ancora in rifacimento e questo ritardo dei lavori credo che sia abbastanza pesante, insomma. Ecco, io davo per scontato che quest'anno la litoranea, insomma, barcolana fosse usufruibile a tutti i bagnanti. Ecco, quindi un parere dell'ospite su questi due quesiti mi farebbe particolarmente piacere. Io con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie. Prego, Famulari. Ma allora, non vorrei ripetermi rispetto a quello che sta succedendo in aula. Difatti è un normale dibattito democratico sulle osservazioni fatte alla variante sulla cabinovia, osservazioni fatte da singoli cittadini che hanno il diritto di farlo e che meritano il rispetto e anche la dignità della loro posizione, che è una posizione nella quale rischiano di essere espropriati dei propri beni e nella quale segnalano i danni ambientali e via dicendo che quest'opera provoca. E noi abbiamo il dovere, dal mio punto di vista, di sostenere queste osservazioni, di valutare, di discutere le controdeduzioni che hanno fatto gli uffici. Stupisce che non lo stia facendo nessuno da parte della maggioranza e che più si vada avanti, più ci sia un disinteresse nell'ascolto, nel dibattito su quest'opera, che è un'opera che vari sondaggi, non solo l'ultimo, che è un sondaggio importante però perché è un sondaggio terzo, insomma, fatto dalla Libera Stampa, ci dice che i cittadini non vogliono quest'opera, non vogliono che venga costruita, non la vogliono utilizzare, non vogliono pagarla, è un'opera molto costosa. Ricordiamo che il centrodestra, nella presupponenza di poter fare quest'opera con tutti i crismi previsti dal PNRR, ha perso un finanziamento molto importante, di molte decine di milioni, e non solo, andrà ad attingere alle casse dello Stato i soldi che potevano servire a qualcos'altro, quindi un doppio danno, per cui un costo enorme sulla base di un numero di passeggeri, 12.000 al giorno, che francamente è inverosimile, perché nemmeno nei picchi del turismo massimo, e poi dovendoli costringere a fermarsi a Opicina, scendere, risalire, senza considerare i 60 giorni di fermo
della cabinovia, è possibile 60 giorni di fermo cabinovia in caso di bora, in caso di manutenzione, quindi sulla base di conti che non stanno in piedi. Sappiamo benissimo come impianti simili, non di tipo sciistico, che non hanno una analoga attrattiva sia a valle che a monte, in realtà non funzionino e siano in perdita. Francamente, cioè, questo è un costo che siamo certi che ricadrà sulle tasche di tutti noi e quindi non lo condividiamo. È vero, nel corso del dibattito che c'è stato nelle precedenti fasi per arrivare alla variante, su alcuni punti c'è stato risposto, ma noi non siamo convinti di queste risposte. Per esempio, per quanto riguarda l'ultimo aspetto, i costi, perché ricordiamo che attualmente non è inserito nel piano del trasporto pubblico locale questo impianto, e quindi ci saranno dei costi importanti anche paragonandoli a quelli che sono i costi di impianti simili in altri territori. E appunto ci è stato detto, vabbè, però ci sono anche delle linee dell'autobus che sono in perdita. Sì, ma a maggior ragione non ne fai una in più in perdita. Per cui ci sono tantissimi aspetti su cui noi siamo interessati a portare il dibattito alla luce del sole. Questo dovrebbe essere il Consiglio Comunale, al di là delle singole commissioni o delle singole fasi, dei singoli passaggi, in modo che tutti si rendano conto di quello che sta succedendo. Quindi non si tratta di stallo, si tratta di un normale decorso o percorso che si fa per la discussione di opere di questo tipo. Ricordiamo, il piano regolatore, tra tutto, ha avuto circa 100 commissioni. Insomma, potevamo farle prima e non arrivare in Consiglio Comunale a dover discutere anche i dettagli, ma non si è voluto liquidare il tutto in 3 ore di commissione e questa è la situazione. Su Barcola invece? Su Barcola mi sembra incredibile che dopo credo 2 anni, no? Sono passati 2 anni. Topolini, Sì, Topolini, non si sia portato a casa il risultato. E qui io ho visto tante, come dire, conferenze stampa, servizi, assessori che andavano a appoggiare San Pietrini, tantissime, come dire, vanterie dei risultati di un'opera di rifacimento che sono praticamente, se non a zero, poco di più. Questo però i singoli ne devono trarre le conseguenze. Va malissimo. Cioè io penso che la città che vive metà dell'anno a Barcola deve ribellarsi con l'amministrazione davanti a una cosa del genere. Sì, ci sono complicazioni, ci sono più soggetti che devono intervenire, però insomma bisogna parlarsi, no? Esistono le conferenze dei servizi, esistono le sedi in cui si condividono questi percorsi ed è questa la politica, non solo, mi perdoni, non solo la comunicazione, i social, Facebook e quant'altro. Allora, c'è ancora una telefonata, prego a chi ci ha chiamato, prego. Sì, buongiorno, sono Dino. Ma buongiorno a lei e l'ospite. Ma io volevo dire soltanto una cosa sulla cabinovia. Il direttore della progettazione del comune di 5 anni fa, quando è stato incominciato a fare questa storia, è stato chiaro, ha detto non ci stiamo dentro. Per andare pari dobbiamo avere 10.500 persone al giorno che usano e che pagano il biglietto. Allora io dico, tutte queste scuse che fanno adesso, e ieri hanno detto che sono bloccati di tutti i mandamenti che ha fatto l'opposizione, ma sono tutte scuse perché mi tirano fuori addirittura la piscina per gli ammalati, quella che è andata giù, e non è nato un progetto. Cosa parla? Cioè io mi dico, questi assessori pensano di essere puri, di prendere in giro i cittadini. Dov'è questo progetto della piscina? Dove è andata? Allora questa è tutta una scusa che loro usufruiscono di queste cose. Poi per quanto riguarda la regione Federica, allora io sono presidente dell'associazione per i diritti degli anziani, posso dirti che c'è una povertà, gente che non si cura più per le mancanze di sostegno da parte della regione. Anche i 350 euro che hanno dato ai disabili, quelli che non arrivano a 614 euro al mese di pensione, e non è neanche un caffè al giorno. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando come il premio che è andato a New York a prendersi quel premio e poi è venuto fuori che la regione l'ha pagato per ricevere quel premio. Ma non stiamo a prendere in giro i cittadini, siamo concreti. Non c'è più tempo, la gente è povera, al 15 del mese, la gente che viene in ufficio mi dice non ho più soldi per comprarmi l'olio, per comprarmi il pane. E loro giocano su queste cose, secondo, terzo mandato, una roba all'altra.
la sanità che ha lo sbando completo. Una mattina mi ha chiamato una dottoressa del pronto soccorso e mi ha detto: signor devo mandare a casa le persone che sono meno gravi, perché ho 70 persone in cura che aspettano da ieri sera. Ma dove siamo? Siamo al terzo mondo diventati. E Federica è da 8 anni, è il primo mandato che ha fatto, l'ha fatto proprio sul danno che aveva fatto la Serracchiani, ma io dico in 8 anni potevi anche regolare qualcosa, no? Grazie. Chiaro le sue parole. Prego Famulari, poi facciamo una precisazione su una affermazione di un telespettatore prima che aveva parlato della cabinovia a Venezia, poi adesso abbiamo capito di cosa parlare. Prego. Sì, no, appunto, condivido esattamente quello che ha detto il telespettatore, sia sulle scuse che da un certo punto di vista sta utilizzando il centrodestra, perché davanti all'incapacità di dibattere in Consiglio Comunale sospendono il Consiglio, fanno la conferenza stampa dicendo che c'è uno stallo dei lavori del Consiglio, ma non è affatto vero, cioè loro hanno la maggioranza, semplicemente non sono in grado di ascoltare non gli emendamenti, queste sono le osservazioni e le controdeduzioni dei cittadini, quindi siamo in questa fase. Viva Dio, ci mancherebbe altro di non ascoltare le osservazioni e le controdeduzioni degli uffici su ogni singolo passaggio. Questo è democrazia, cioè voglio dire, il senso del Consiglio Comunale non è stallo, dopodiché vogliono approvarsi altri delibere nel frattempo, sono liberi di farlo, sono loro che conducono le danze, che organizzano i lavori, quindi possono benissimo farlo. Evidentemente se non saremo d'accordo o su quello su cui non saremo d'accordo faremo opposizione. La verità è che ci sono un sacco di delibere che loro non portano perché hanno problemi interni, tra cui quella dell'asilo di Roiano. Quella roba lì è un danno per i cittadini, ci sono 70 famiglie più o meno, 66, che potrebbero avere il posto all'asilo, un asilo pagato con soldi pubblici, anche questo è chiuso a chiave, perché loro non si mettono d'accordo tra loro. Però qua volevo fare una domanda perché lei chiaramente ha ricoperto il ruolo di assessore, quindi come dire, può rispondere in maniera più completa. Ora, mettiamo caso nel sociale, in questo caso nella scuola, eccetera. L'assessore, il sindaco, si confronta con gli uffici competenti e gli uffici competenti rispondono che quel tipo di struttura con assunzioni di personale pubblico è, diciamo così, un tipo di impegno di spesa che non sta in piedi nel bilancio comunale a lungo periodo, perché ovviamente non è che si tratta di fare un'opera pubblica che costruisci e poi finisce là l'impegno di spesa al di là della manutenzione, si tratta di un impegno annuale, no? Di stipendi, di persone e via. Come fa in quel caso l'assessore a dire no, bisogna fare comunque così? Allora, facciamo un passo indietro. Perché questa è la mia domanda, no? Siccome poi dicono gli uffici ci hanno detto che non si può fare. Ma anche questa, voglio dire, è una giustificazione. Poi per esempio la Brandi la pensa come voi, sì, quindi certo, vorrei capire come se ne perché la domanda andrebbe posta in un modo diverso, nel senso che nel momento in cui tu impegni spesa pubblica per decidi di costruire un asilo, se tu a monte sai questo, perché ti confronti con gli uffici, a monte per esempio un'ipotesi è quella di coprogettare, di costruire insieme ad un privato questo tipo di struttura, non di accollarti tu tutti i costi e poi concedere, ma questo non è stato fatto. Arrivati a questo punto, questa è un'ipotesi, non una progettazione, è un modello. project financing col privato? Non è un project financing, si chiama proprio coprogettazione, è un modello, ma ce ne sono anche tanti altri. Comunque siamo arrivati ormai a questo punto. In quella delibera però non c'è scritto esattamente questo, c'è una proposta per cui per una differenza economica non di enorme rilievo, in realtà si potrebbe assumere un modello diverso. Gli uffici dicono questo costa tot, questo costa tot, questo costa di meno. Non così tanto di meno rispetto al resto, anche perché quella delibera è fatta in modo un po' confusivo, diciamo, può creare confusione in chi la legge, non in chi l'ha scritta, ma in chi la legge. Infatti quella delibera andava ritirata ed evidentemente riscritta, noi questo ci aspettavamo, ma per un anno si è fermato tutto. Detto questo, ci siamo recati come partiti di opposizione dal sindaco a chiedergli parliamone,
parliamone, troviamo una soluzione per le famiglie, proprio perché il nostro atteggiamento non è quello del non se può, del dire blocchiamo tutto, no? Perché c'è comunque prima di tutto l'interesse pubblico. Sì, devo parlare, devo vedere, ma ad oggi ancora nulla è emerso, perché le soluzioni possono essere molteplici. In realtà, evidentemente, come lei stesso ha citato, all'interno, non solo la consigliera Brandi, ma credo che ci sia anche qualcun altro, qualche forza politica all'interno, è molto perplessa su questo modello da adottare. Peraltro è un momento in cui le casse del comune stanno abbastanza bene, quindi una delibera e una soluzione diversa si poteva fare. Guardi, quando io ero in giunta esisteva un sistema, io non so se lo utilizzino all'oggi, si chiamavano i verdi di giunta, verdi perché era il colore del fascicoletto, per cui quando si andava verso qualche impegno così importante, mi ricordo nel mio caso l'appalto sulle case di riposo, che era molto importante, all'epoca erano più di 50 milioni di euro, si andava in giunta e si approvava un modello generale, che la parte dell'alimentazione sia fatta insieme ad Asugi, che ci siano attività ricreative, che eccetera, 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 un indirizzo generale. E sulla base di questo gli uffici dovevano costruire la gara. Anche in questo caso andava fatto questo discorso, che non credo sia stato fatto, cioè non è che l'ufficio ti presenta e tu, è il contrario, sei tu che devi dire agli uffici l'indirizzo, quello che io voglio, e poi l'ufficio ti costruisce. Questo io ho l'impressione che non stia accadendo nel comune di Trieste. Devo allora diciamo così, la rettifica rispetto a quello che aveva detto il telespettatore che prima chiamato, ma c'era l'Opovia sul ponte di Calatrava? No. Sì, erroneamente chiamata Opovia, era, lo vediamo, un montascale per persone con disabilità che portava da una parte all'altra del ponte, quindi non è che era un impianto a fune che è stato tolto perché sostanzialmente non è mai entrato veramente in funzione, non funziona, ma non è che era nuova via intesa come l'impianto a fune che passava il ponte permettendo a disabili e donne in stato di gravidanza, scrive Venezia Today, di fare quel passaggio senza problemi. Pubblicità e torniamo. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste. Allora dobbiamo fare gli auguri alla signora Renata Sardo che compie 99 anni e che ci sta seguendo, ci segue ogni mattina in modo molto affezionato, gli mandiamo un grande abbraccio. Auguri. Ci sta seguendo con la figlia, con la nipote, insieme agli ospiti della casa di riposo, dove insomma mi pare di capire che Sveglia Trieste è un appuntamento fisso. Auguri a Renata Sardo, 99 anni. Un bacio. Tantissimi auguri Renata, tantissimi auguri. Un grandissimo abbraccio e continuate a seguirci. C'è una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno Stabile, buongiorno lei e alla consigliera comunale. Buongiorno. Allora Stabile, ho sentito, come al solito vi ascolto dalle 7 in poi, e ho sentito che parlavate sulla domanda del signor Diego dei topolini. Io tanto non sono 2 anni, perché se non sbaglio la libecciata è arrivata in novembre. No? Ma io chiedo, qualcuno è andato a passeggiare dal piazzale 11 settembre al bivio di Miramare in questo tempo? Perché non sono solo, a parte il fatto i tozzetti di porfido che arrivavano fino in strada, lì era un disastro, ancora 30 centimetri di acqua salata nella pineta che ancora non cresce l'erba, per cui io non credo che il comune non abbia fatto, si è dato da fare l'altro anno e non penso neanche che i triestini abbiano rinunciato al bagno a Barcola perché c'erano ancora questi lavori. I topolini non erano fatti, ma il lungomare era pronto per fare per andare in acqua. Eccolo. E poi volevo dire ancora una cosa.
alla signora Famulari. Lei ha detto che ci sono tante delibere sospeso causa la... Io la rispetto, signora Famulari, ho molta stima di lei, non pensi, però ho sentito che ha detto che ci sono tantissime delibere ferme per diatribe nella maggioranza. Oltre a quello dell'asilo di Roiano, mi può dire quale altre delibere sono in sospeso perché la maggioranza non va d'accordo? Sarei molto lieta se mi rispondesse a questa domanda. Grazie. Grazie Nivea, se non sbaglio. Prego, Famulari. Sì, rispetto ai topolini, che ci sia una forma di disagio, io ho fatto la passeggiata spesso perché mi piace e mi sembra che sia oggettivo, quindi nessuno ha detto che il Comune non ha fatto niente, abbiamo detto che non ha fatto a sufficienza. Poi nessuno dice nemmeno che sia facile, però la politica ha questo compito, cioè di lavorare il più intensamente possibile perché venga ridotto il disagio e venga aumentato il benessere dei cittadini. Tra l'altro quella è un'area pubblica di cui, insomma, è l'unica area pubblica della città di Trieste di cui si gode in modo numeroso durante l'estate, quindi doveva esserci anche una concentrazione di attenzione. Quanto alle delibere, guardi, sono loro che l'hanno detto, cioè sono loro che in conferenza stampa hanno detto che ci sono un sacco di delibere da portare in Consiglio Comunale che non possono portare in Consiglio Comunale. Volessero portarle, le portano e si discutono. Cioè c'è un calepino, però... C'è la manovra finanziaria estiva, c'è la manovra finanziaria, sono loro che dicono che c'è lo stallo e non le possono portare. Perché non le possono portare? Questi sono problemi interni alla maggioranza che evidentemente, insomma, ha un po' di difficoltà di riflesso rispetto alla situazione nazionale e regionale. Forse sì, forse no, non lo sappiamo fino in fondo, perché poi quando si presentano all'esterno sembrano compatti, però abbiamo un sentore, insomma, di qualche scricchiolio. Vedremo quando le portano in Consiglio Comunale. Noi siamo pronti ad andare a votare, ad essere presenti come sempre abbiamo fatto. Chi ha problemi di numero legale, che lo deve garantire recentemente, è la maggioranza. E quindi allora, questo è il tema vero. Siccome parlavamo di Roiano, leggo la mail di Maria che dice: a proposito dell'asilo di Roiano, da ignorante chiedo, non si potrebbe intanto aprire con privati e in seguito subentrare con comunali, andando avanti così non si aprirà mai a danno di bambini e genitori? Tecnicamente mi sembra complesso, però... È complesso perché una volta che entrano i privati la vedo difficile di poter poi tornare indietro. È complesso e soprattutto significherebbe o potrebbe significare bypassare il Consiglio Comunale. Questa cosa non credo che vada bene a nessuno, né all'opposizione né alla maggioranza. Cioè dice gli uffici agirebbero, diciamo, degli imperi in qualche modo. Oppure sarebbero imperativamente indotti a farlo, questo. Chiaro. Roberto, che bello ascoltare l'ospite, non urla, non offende, ne accusa nessuno, espone delle analisi intelligenti e ponderate, parla in modo semplice e fluente, non da ultimo una bella persona, una bella donna. Roberto Grazie Roberto. Si è lanciato. Vabbè. Benissimo, dunque, buongiorno, si può chiedere alla dottoressa Famulari se sa qualcosa sulla nuova spiaggia per cani fatta a Barcola presso il CEDES di Trieste, nella zona del Pane Quotidiano? Grazie, buongiorno, dice Rocco. No, so quanto sappiamo tutti noi perché non ho informazioni interne evidentemente. Però insomma cercherò di informarmi nei prossimi giorni. Ogni qualvolta qualche cittadino mi chiede qualche cosa nello specifico io mi rivolgo agli uffici o agli assessori competenti per sapere qualcosa e quindi evidentemente insomma poi magari lo dirò a Stabile che lo riporterà. Bene. Se abbiamo qualche notizia in diretta. Complimenti all'ospite in studio. Con il contratto nazionale delle autorità portuali sono anni che esiste un'assicurazione privata che secondo me che lavoro da 30 anni al porto di Trieste danneggia il servizio sanitario nazionale. Io non riesco a capire, da una parte con le tasse pago la sanità nazionale, dall'altra alimento la sanità privata. Siamo alla follia, dice Rocco. Mi sa che insomma ha aperto un argomento che... Sì, mi sono inimicata tutti, sanità privata, diciamo che qualcosa dai sindacati potrebbe venire fuori. Va bene, poi ci sono altre cose sul
sulla cabinovia. Insomma, sentiamo ancora la telefonata. Tra l'altro poi tornate martedì in aula, no? Per la martedì e mercoledì. Sì. E poi vedremo. Pronto? Ciao, buongiorno, sono Silvia. Ciao Silvia. Buongiorno. Allora, in risposta alla telefonata precedente, non si potrebbe aprire l'asilo e mettere dentro tutti i dipendenti comunali, maestri, formatori che sono nelle graduatorie pronti per andare a lavorare? Ecco, intanto facciamo così e poi si vede, no? Chi lo sa, se quelli non sono bravi nel futuro. Boh, è una battuta, si potrebbe aprire subito con i dipendenti comunali, punto. Questa è la mia opinione, anche quella della Brandi, che non è certamente di sinistra. Chiusa parentesi. Poi quando si parla di servizi che sono in perdita, tipo il discorso delle linee di autobus che sono in perdita, allora facciamo chiarezza. Un servizio pubblico non deve dare guadagno, un servizio pubblico è pagato con i soldi nostri e deve semplicemente offrire un buon servizio pubblico. Ma siamo diventati matti che tutto deve dare un guadagno? Ma stiamo scherzando? Cioè la sanità è diventata azienda territoriale, ospedaliera e questa è una cosa allucinante, è l'inizio della rovina della sanità. Lì è stato il primo errore, nominare un'azienda sanitaria, un ospedale, un servizio pubblico, davvero pubblico, perché noi avevamo un'ottima sanità pubblica rivolta a tutti, ci si poteva curare dal barbone fino al miliardario nello stesso modo, e questa è una cosa di grandissimo livello, un orgoglio che aveva l'Italia. E poi c'è stata questa splendida idea, che non credo che sia stata la destra, mi sembra di ricordare diversamente, diventata azienda. E quindi cosa fai? Un malato ti deve produrre reddito? Dai, per piacere, è tutto sbagliato e non dobbiamo essere timidi. Nessuno è comunista in Italia, non esiste il comunismo in Italia, non abbiamo avuto noi il regime comunista, quindi non abbiate paura che mangino i bambini, dobbiamo avere il coraggio di perseguire le cose buone che hanno dimostrato di essere buone. Grazie la signora, però spieghiamo tecnicamente, domani mattina si decide che si fa con i dipendenti pubblici, bisogna assumerli, però bisogna metterli, no? Cioè non è che prendi quelli che hai, perché altrimenti non ci sarebbe il problema che dicono gli stessi dipendenti dei servizi educativi che manca personale. Perché cioè, bisognerebbe assumerne alcuni, insomma, si potrebbe iniziare. Ma certo, ma noi io condivido tutte le posizioni che ha espresso la signora, tutte, in particolare quelle sulla sanità, solo con una precisazione sul trasporto pubblico. Nessuno dice che ci si deve guadagnare, che questa deve essere un'opera che produce del denaro caldo, però non dobbiamo neanche pensare di costruire a priori un'opera che sarà totalmente in perdita, perché di fatto non è ancora stata valutata la pubblica utilità dell'opera. Attenzione, perché quando la signora dice l'importante è che sia un buon servizio pubblico, noi ci troviamo per motivi tecnici, perché è una procedura complicata, che ha anche delle criticità, ma è anche complicata, a votare una variante che sarà il passaggio per portare a conclusione quest'opera senza ancora aver votato la pubblica utilità dell'opera. Quindi in premessa noi non sappiamo se questo è un buon servizio pubblico, secondo noi non è un buon servizio pubblico e comunque al di là del guadagno o non guadagno, secondo noi sarà sicuramente in perdita, perché 10.000, 12.000 passeggeri che poi a un certo punto è stato detto no, sono 6.000 passeggeri volte 2, perché certamente uno che va su va anche giù, tutto da dimostrare, perché se di mezzo ci mettiamo anche i pendolari, intanto bisogna capire perché un pendolare dovrebbe venire in macchina, lasciare la macchina ad Opicina, scendere, prendere 2 autobus, anziché per esempio continuare a venire con il treno. Ma insomma questo non è chiaro, però può essere benissimo che uno scenda e poi salga in un altro modo o viceversa, quindi è un calcolo diciamo farlocco e che soprattutto non tiene conto di quelle che sono le condizioni ambientali della città. Siamo la città del lavoro, insomma farci un'ovovia sembra per chi ci guarda da lontano addirittura un paradosso, ma anche del fatto che si è poi virato sull'aspetto turistico. Noi siamo contenti che la città abbia uno sviluppo turistico e ci auguriamo di poterlo mantenere
omogeneo nel tempo, però questo non è un dato certo, perché sappiamo che anche il turismo insomma, subisce dei flussi che possono essere molto alti ma anche molto bassi, cioè l'economia della città non può basarsi tutta sul turismo. È vero che il Portovecchio potrebbe creare un tipo di turismo, non un turismo. Quindi si tratta di un calcolo presuntivo e quindi di fatto questo potrebbe essere solo che un atto di fede, non una considerazione sulla bontà del servizio pubblico. Grazie a Laura Famulari del Partito Democratico. Grazie a voi. Noi grazie. ci rivediamo a ore 13 e poi al telegiornale. Restate con noi. Buona giornata a tutti. Buona giornata.